Veloce, veloce. Allora, buon No, salve a tutti. buon salve. Era una notizia interessante, oggi se ti può piacere. Quale? Lo studio K-Lab, Ok, che è uno studio per giochi per telefono, credo, sta ricominciando lo sviluppo di un gioco mobile di JoJo. ok. Se vi può piacere, io non l'ho seguito, quindi non sono pratico, però mi pare che a te e tuo fratello piaceva, quindi Perché non si è aggiornato il titolo? Ah, ma allora sei un brutto personaggio, sei. Ok, vabbè, già pigliato il titolo da qua, però possiamo aggiustare subito. Allora, faccio così, il tempo che aspettiamo se arriva qualcuno. Ecco qua. Allora, un attimo le due categorie là e siamo a posto. Allora, mm, indie, indie games, a posto. Lo mettiamo qua. Allora, un attimo e vedo di leggere la chat se qualcuno scrive o fa qualcosa. Ok. Sono two. Allora, no, il video è destinato ai bambini. Non credo. No, che è destinato ai bambini. Dov'è? No, non sono destinati ai bambini. A settembre pelato come il Jammox. Ma io già sto perdendo i capelli, Fabio. Fabio, io già sono sulla buona strada. Buonasera, Fabio. buonasera. Buonasera a lei. Allora, qui a posto. Allora, questo me lo ciccio di qua. Aspetta che ti leggo subito, Fabio. Ma sono 20 anni che stai perdendo i capelli e continuerò a perderli, Fabio. Io ho la strada di papà segnata, quindi il destino è quello. Ne sono ben conscio. Allora, Gianmarco, Dimmi, bello. primo horror che vi porto stasera Sì, è questo qua che ho trovato che si chiama Disorder. ok, Io me l'ho avviato stamattina per settarlo su OBS e ha fatto un piccolo video iniziale. va bene. Quando l'ho ricaricato dopo, non me l'ha fatto più. Ok, Quindi, caso mai non si dovesse vedere il video, ti faccio il riassunto io in 2 secondi. va bene, non è un problema. Un incipit di trama molto importante. Allora, voglio solo collegare le cuffiette, datemi un attimo. Mi è acceso il Bluetooth. Vediamo come mi devo adattare perché credo che ci voglia Air Mouse. Ok, era collegato al telefono. Dai, che stavi andando bene prima. Uh, Portagioie delle cuffiette sta qua. A me ha fatto Connected. A te ha fatto Ho sentito connected. Connected. Ok. Connected però Era fake. come il fake taxi. Eh, Adesso non ha fatto. Adesso sì. Ok. Ora non era più fake. Allora, mettiamo la chat. Allora, Gianmarco, io avvio. Vediamo con OBS dovrebbe andare tutto in automatico. Fabio,
Dimmi se l'audio dà problemi, se non si vede, eccetera. Mi sono fatto le prove prima. Ci abbiamo anche poi quello su Steam, volendo che Sì. iniziamo l'altra volta. Ok, sì, si parte il video. Ok, questa è l'introduzione. Tu pensa che tu stai là a dormire, e ti entra questo in Scusate, casa mi così. sembra il gioco su un serial killer quasi, da come fa vedere. Su un maniaco. Allora, Ok, interessante. no, lo il problema no. Siamo seduti. Questo mi interessa. Te l'ho trovato abbastanza Questo pipicchio? ci piace. Allora, aspetta, tu persona che cammini. No, no, aspetta, fammi mettere la chat, fermati. Anche che Kill Your Family, tua madre. Anche se ha detto kill. Sì, sì, ecco, vedi, sta glitchando. Allora, se io esamino qua, non posso fare niente. Allora, è tempo di giocare un giochino, ragazzo. Decifra queste parole e rilascerò i membri Uno della dei tua due, uno famiglia. della tua famiglia. Se sbagli Bug, succede, c'è casino, c'è bordello. scrambled, scrambled, scrambled. Round 1. Ok, aspetta. Uh, C'è qualcuno dietro di noi. Ho capito, dammi il tempo di riflettere, signore. O Erraz... No. Però c'entrano le foto sotto. questi su qua, su, mi pare quadri famosi, dipinti famosi. Come cazzo, che rinascimento pensavo, però. Re... Aspetta, Uh, no, non c'è niente. Allora, Fabio, il titolo te lo dico dopo perché ce l'ho abbassato sotto. Disorder, mi pare. Disorder era il titolo, eh. Disorder, sì, c'è un emoji che ride come icona della. Switch costa 1 euro e qualcosa. Allora, tu cosa sei? Il fatto è che Rise... è in inglese la parola, quindi sto cercando di capire in inglese con me. C'ha due S. Eh sì, due A, una E, una R e una M e una C. Io credo che sia qualcosa con razzismo. Non so, mi sta dando ste vibe qua. Ma questo proprio dietro deve camminare. Eh... Ra... O sbagliamo e vediamo un attimo che succede. Ah, no. Ci dai indizi? Non sono cattivi sti criminali però, eh. Sì. Manco un indizio. Più che altro aveva detto se sbagli ammazzo qualcuno, pensavo. Ma io giustamente posso anche scrivere. Oh, ho cancellato! Ho Ah, gli errori cancellato! stanno sotto. Ho cancellato, ho fatto back perché volevo tornare Ci ha all'inizio. contato come errore, non lo so. Allora, massacre. Massacre, ci sta. Bravo.
si dice, aspetta, è tipo Mm, omicidio, però come dovrebbe essere qua? Ah, Gebircie. mm, Fabio, spara pure tu parole, se ti vengono. Io è tipo sto regicida, lo zio. dipinto. Prova, aspetta, prova Regicide. regicide, esatto. Che in italiano è regicida, Regicide. C, D. Ok. Ok, era come in inglese. Round 3. Ecco. È tipo smembramento, credo, lo zio. Una cosa con smembramento. Mm, Sono tutte cose violente, capi? Tutti avvenimenti violenti. rot... No. Mm. Retmon. Retmon Vai, Retmon, scelgo te. sembra più un Pokémon. Infatti sì. Allora. Ehm, Tem- Tremont. Tremon. Niente. No. Eh, E rimane una M e una N. No, Rotten così. mm, Non è se qualche vocabolo che non conosco. capi? Sul tavolo non c'è niente. Posso andare sul tavolo? No. Però mi dai la mente di... No, mi scusi, signor Ok, Killer. non si è preso niente, però. Signor Killer. Tanto se io premo mi dà problemi, quindi io faccio invia e via. 2, 4, 6, 7 lettere. Mm. 7 lettere. Cioè, no, lo zio. Vai. Torment. Mm. Che a destra è l'inferno. Mm, sì. Via voi. Gigi. Perché non va avanti? Scegli chi vive. Chi salviamo? Papà, Allora, mamma o fratello o fratello, sorella? Non sorella. sono riuscito a vedere. Allora, zio, seguendo il ragionamento della specie, la prima persona salvata è mio frate, Ok. quindi al centro, più giovane. Alice, non si può chiudere lo schermetto? Vabbè, fa niente. First set down, let's play some... L'impiccato. l'impiccato. Oh, Ecco, cazzo. in inglese, ora peggio. Va bene, va bene, va Allora, bene. Però da un lato è più facile. Li senti piangere? yes. È su 3 parole. You hear them crying? E Dimmi una no. lettera. Ah, sono tre parole. È un triplo impiccato. Con 3 persone che muoiono se sbagliamo. allora, prova la prima. Vai. Yes. Voglio provare a vedere. No, perché. La Y Ah, c'è. no, ok, dobbiamo buttare. Giusto, è vero, hai ragione. Mangio scordate, l'impiccato è così. Ok, quindi la Y c'è perché. Vabbè, in inglese è comune la Y, quindi Io direi cerchiamo di capire. mettiamo le vocali. Sì, la A, sicuro? Cazzo, uno. Prova la I. No, la I non c'è proprio. O. Coyote. No, no.
Ho visto Ci due poteva all-in e è stare. venuto Allora, coglione aspetta, così. proviamo a capire già in mezzo. Y, Aspetta, che... faccio pure la U. Vai. A No, posto. ok. Allora, parola centrale delle lettere Allora, la prima parola secondo... Ah, no, può essere you. Perché avevo pensato, la prima parola you, ma la Y non c'è. Prova la S, vedi se c'è, se la parola centrale è sei. Sì. Mo, io avevo pensato you sei qualcosa. Pensavo la prima fosse for. Porra? Forse... Sei, no, non È credo. l'ultima parola che non so mo qual è. Cioè, non riesco a capire. Fabio, di una lettera se ci sei. Chiunque in chat. Do Mm, you hear them crying? you non è. Quella parola alla fine non riesco a ricordarmi. Una parola inglese con due O che finisce Y. Allora, ragioniamo. Ragioniamo. Che lettere abbiamo usato? Y, A, E, I, D, no, O, A, Y, A, E, I, O, U, S, F. Se non è for di tre lettere c'è una O al centro. Mm. Vorrei cercare di capire la frase in base alla domanda. Allora, l'ultima, Sì, noi le vocali le abbiamo fatte tutte. sì. Sì o no? W, che è usata molto in W, vai, vai, inglese. ci può stare. Now say. Ora dici. Ma capiva la Eh, parola. allora sono solo consonanti. Le Sì, vocali le abbiamo usate sì. tutte. Quali sono le parole più usate in inglese? Eh. Le lettere più usate in inglese. Allora, in base a quelle che abbiamo già messo, così potremmo fare una Secondo me C. Fabio già sta giocando pure lui. Oh, Sicuro. sì, oh, sì, oh, sta Sì, sì, nerdando sì. comunque. Now say... Fammi pensare la frase. Do you hear them crying? Now say... Tusti e non può essere che la S già ce l'abbiamo. A me mi Buffi viene la T. nemmeno. La T perché ti verrebbe Non la lo T? so. Così. 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 Ci abbiamo penso solo altri due tentativi, cioè penso solo un altro errore, perché poi con l'altro penso falliamo. Ne sono Now 5. say. Boogie, Goodbye. goodbye. Quindi la G E e la la D. D. Do you hear them Chi muore crying? adesso? Now say goodbye. You will do anything to... Faresti qualunque cosa. Riproviamo sempre prima con le vocali. Vai. Ah, la prima parola è save, lo zi. Save the father. You will do anything... Faresti qualunque cosa per salvare tuo padre. E D però non va bene, lo zi, perché sono 3, al centro sono 4 lettere. Allora, save e father. No, Scusami. no. Save. TH. C'entrava pure con le lettere. Infatti ci stava, infatti io pensavo al centro fosse tipo save them. Infatti, quando ho sentito il primo suono, ho detto, vabbè, ogni volta che premo davo conferma. Poi ho detto, aspetta, fermati. Save. Allora, A, E, I, O, U. Save your. Family. Mm, ok.
Vai, ottimo. Tongue turn blue and face gone grey. Quindi la lingua diventa blu, la faccia diventa grigia, sta soffocando. They are Avevo pensato they will... suffocate. Ci poteva stare in rima. Allora, Riproviamo iniziamo sempre con le vocali. vocali. Ah, c'è, c'è, c'è. Cazzo. Questa non c'è. Gli stronzi. Ok, quindi non c'è nessun your. Questi Quindi cosi qua. sono tutte lettere. Allora, vediamo. Ah, devi pure la Y, non si però. No. Minchia. Non c'è una parola con la Y, c'è una lettera Y. È tutta la frase, 3 vocali. Io Y, mezzo in inglese pure non sono altre, mi sa. Allora. Don't turn away, face away. Non può essere dead all'inizio. Ah, in quella centrale No. perché le vocali le abbiamo usate. Mettiamo la doppia. Ok. Wo. Il primo è watch. Watch them. Metti la M. Watch them. Don't turn blue and face gone grey. Watch them. We. Ah. Watch them. S non l'abbiamo messa? Guardali. Watch them. Aspetta, come si dice? Tipo. La T non è. Swir, tipo dimenarsi. Prova la S. Swirl. O swirl o swing. Appesi, impiccati. Swing. Ottimo. Ok. Rimetto il fratello perché penso che abbiano le mani inchiodate. Non so che Scusa, stanno facendo. non. Ah no, devo selezionare un altro. Un altro, perché il fratello. Mamma o papà? Allora, questo scegli tu. Io ho fatto il mio ragionamento prima. Quindi mo vai tu. Se no mi sento troppo responsabile pure io. Allora, scelgo il papà. C'hanno i chiodi nelle mani e non si potevano muovere. Ok. Ok, mi hai fatto disorder. Disorder. Ok. E che devo fare? Type as many words from the display. Oddio, ok. dobbiamo di quali parole? Ok. Allora, le lettere sono quelle che vediamo qua. Mo. Vediamo un po'. Saranno sempre parole o cose collegate alla morte e alla Sì, sofferenza. brutte. È questo che si mette dietro a cammino. Mm, Allora, prova voice. il problema è che credo di no. È la prima cosa che mi è venuta in mente, così. Ah no, ok, io pensavo che era nel numero di Pure lettere io, però obbligatorie sarebbe su. stato un po' strano. Ok, allora sì. Quindi voice. Ed è una. Uh, ve- Prova vice, vice. Ok. Voice, vice. Lo- Line. Line.
cone, come il cono. Ok. Tipo cellulare, cell non c'è perché manca una L. Se non va bene. Mancano due. Due. Love, lo zio. Love, sì. Love. Love e Poi, live. Tizione Bello, buonasera. Anche live, lo zio. Buonasera, Buonasera, tizio Tizione. bello. Noi siamo in live, Ti lo zio. stai godendo l'Elden Ring, eh? Ti piace? Live, giustamente. Live. Ok, fase 1 completata. Ne parti. No, questo è quello più rompicoglioni. Allora, Ok, ah, questo era solo solo uno, uno. va bene. E a Chi vuoi sto fare? Facciamo punto è uno pure a rimasta la mano. mamma, quindi. Mamma, ti togliamo un pochettino il chiodo dalle mani. Che si dice, Tizio? A noi qua ci hanno rapito la famiglia e dobbiamo fare sti giochi per Sai perché sei salvarlo. qui? We love the content. Let's make some more. You only have 4 skulls around. Now lol. Ah, ok, quindi abbiamo solo 4 errori, Ah, così. grazie, lei è molto gentile, eh. Ok. Tornato quello di prima, però più Sì, mo difficile. abbiamo 4 vite Ma solamente. stanno cambiando le lettere. Come sono? Tocca è cambiato l'ordine delle lettere. Bastardo, così ci confonde. Allora sono centurioni. No, però non mi cambia pure le lettere. Guarda, come cazzo facciamo qua? Forse sto leggendo un pattern, aspetta. Perché se si cambiano in un ordine sempre randomico, potrebbe capitarci anche qualcosa che ce la fa capire la parola. Ciambede. Allora sono centurioni romani. Sì. Quindi qualcosa che ha a che fare con i centurioni. Sì, sì, mi sto godendo il DLC, anche se però la Play 5 fa un po' di capricci, a volte lagga. Signora PlayStation 5 di Tizio. È da tanto che aspettiamo sto DLC. Non cacare i coglioni proprio adesso. Per piacere. E con te parlo con piacere del DLC. Io lo toccherò a settembre, quindi per me al momento il DLC non è uscito. Sto cercando di far finta che non sia uscito. Spero che domani non mi dia problemi. Ma è problema del gioco o proprio la Play che in generale è birichina? Desi... Decimate. Decimate. Però dobbiamo vedere decimate. Sì, Prova un po'. Ma... Agit. Con l'ordine delle parole si può Allora, fottere da solo. e che cazzo è qua? Una Allora, mano? mi sembra una specie di anello quello che c'è là. Sì. Una Mm, specie di anello. Xero. Bello Forsaken. Beh, Forspoken? Il mio anche. gioco preferito. Alan Wake. Eh, Che cos'è? è un ten. Avevo pensato Return, ma la H Eh, mi rompe i piani. Mi sa che la Play, anche se non capisco perché faccia così. Guarda, Tizio, io devo tornare a farlo. Io ogni mese gli facevo la pulizia. sì. Senti, io non ho mai avuto problemi. Mi sa che ha segnato l'Italia, secondo me. Cioè, gioca l'Italia, penso. Sì. Ok. Questa giornata. Allora, Fallo mai tizio soprattutto avuto in problemi, estate. Tizio. Soprattutto in estate. Nur. Io ce l'ho proprio al centro della stanza su un mobiletto, quindi è bella areata, eccetera, eccetera. A volte è pure quello. Aspettavo proprio l'uscita del DLC per rompere. No, no, la playlist andrà bene, non ti preoccupare.
Darsi pure che in realtà è qualche lag causato dal titolo, esce qualche fix e va tutto meglio. Per il resto che si dice? Io aspetto settembre. Settembre pure arriva. Salve, sono arrivato. Hanno già menato tutti. È rimasto qualcosa per me da menare? E io entro e meno pure io con No. piacere. Retu, una fangulo. Hunter. Hunter. Bella. Non ci sarei arrivato onestamente ad Hunter. Oppure Cacciatore forro. perché è nascosto negli No. angoli, eccetera. Forro. Oggi, fratello, ti riparti. Signor fratello, Sono abbastanza con lo schifo. no, non Ah, fa niente. Ciao fratello. Fratello, non ti porta la televisione. Quindi mo dobbiamo Lose fare one. di nuovo Sì. l'impiccato. Vabbè, abbiamo solo 4 vite. Great things take time. Le grandi cose richiedono Ok. tempo. Oh, questo è l'importante. Noi siamo andati un pochino avanti con persona. Io non ho fatto più la programmazione e cose varie perché ti ricordi che ti dissi che dovevo partire all'inizio di giugno? Sono ancora qua. Parto più per la fine del mese. Abbastanza bene, un po' delusi e assopiti, presi dal caldo perché fa caldissimo. Non so da te, ma Oggi credo sta anche da buono. te. Noi qui oggi siamo stati graziati. Gli altri giorni no. Allora, visto che devo recuperare Persona 4 Golden per arrivare fino al true ending, ho detto stasera portiamo un po' di horror, portiamo qualcosa di diverso dal solito, che da settembre voglio iniziare a portare gli horror fissi almeno 1 o 2 volte a settimana. Ho trovato sto giochino, si chiama Disorder, Switch, costato 1,20 euro, 1,80 euro, ma non mi ricordo. Ed è entrato una famiglia, un gruppo di persone, di rapitori in casa. Sì. Ci hanno rapito e ci stanno facendo fare sto gioco per salvare la nostra famiglia. E dopo questo ne ho anche un altro ed eventualmente anche un altro horror. Al momento niente sangue, però stiamo riuscendo, e noi parliamo e conosciamo l'inglese, però stiamo avendo un po' di cazzo di problemi. Al momento niente sangue, l'altro sarà penso un pochino più horror e già ne ho addocchiati un altro paio. Allora, iniziamo con le Oggi vocali. prova la OP come prima. No, abbiamo iniziato. Oh, Porca sì. vacca, non ce la ho. Eh. Allora, Great Things Take Time. Allora, queste due ci sono. Ci dovrebbe essere forse una U. L'ultimo è ASO. No, 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 però ci sono andato vicino. La U mi ha un attimino compromesso. Up forse sarà. Però aspetta a mettere qualcosa. No, è che chi preme mo? E chi preme niente. Allora, dipende dal minigioco. In questo caso stiamo facendo il gioco dell'impiccato. Dobbiamo indovinare in base alla domanda che ci è stata fatta. Hanno usato un carattere un po' troppo chiaro, quindi noi con lo schermo grande stiamo avendo problemi. Dimmi tu se riesci a leggerla, se no te la leggo io. Dobbiamo indovinare qual è la risposta. Allora, secondo me la centrale è Rise, Rise Up. Non è vero perché la S già l'abbiamo messa. Quindi forse Dice. Dice Up. Grandi cose richiedono tempo. Allora, signori rapitori, noi abbiamo fatto tutta la prima manche di questo bellissimo gioco No, che che è dici che bello. infama. Se noi mo sbagliamo, mica. Puh, è morto. No, Pensa che a 11 si rompe la vite. televisione poi. Come continua? Tizio, assolutamente. Assolutamente. Sullo schermo ci sono le lettere e le vocali che già abbiamo utilizzato. Abbiamo fatto già una prima manche, sono 3 tipologie di giochi. Adesso è la seconda manche. Questo è un punto di stallo. Io qua non so veramente cosa pensare. Dobbiamo azzeccarle tutte.
Lo so, lo sì. Allora, partiamo dall'ultima. Ah, l'ultimamente possa essere solo app, penso. È l'unica parola che mi viene in mente da due lettere con la U. App. Non ne vedo altre. Poi non so se tizio o Sì, il qualcun ragionamento. altro. Tizio, allora la domanda è: grandi cose richiedono tempo e mo dobbiamo capire i rapitori che risposta vogliono. Cioè, tu non solo sei entrato in casa, mi hai rapito, mi hai messo tutto quello che vuoi. Ti devo pure indovinare le risposte con la tua di mentalità. Io vado con app perché il Allora, ragionamento di Gianmarco funziona. Ok, quindi una frase app. Mobile, capiamo la centrale. Allora, non può essere Rise. Potrebbe essere Dice. Give up. Give up. Never give up. Ok. Ok. The La thing paura che non affrontiamo diventa nostro, diventa il nostro limite, ma i nostri limiti, sì. i nostri limiti. Allora, facciamo il primo giro di vocali. Lasci vai piano però. Riflettiamo un secondo. Allora, Allora, visto che in mezzo ci sono due lettere, già sto cercando di pensare che o la U o la O. in genere sì. Quale vuoi provare? La U e la O. C'è la sorella zoccola, però, rapido. Eh sì. Allora, cerchiamo di capire il senso. Allora, la diceva, alle cose grandi chiedono tempo, non No, beh, mollare. tizio, qualunque parola ti può venire in mente. Può darsi che tanto sono tre parole di uso comune. Quindi Sì, pure che non capisci il senso, qualunque cosa, se vedi che l'immagine ti ricorda qualcosa, tu dillo, butta fuori, vai tranquillo, tutto è utile. Noi difatti stiamo andando a tentativi e a intuito, quindi non ti preoccupare proprio. È di due lettere, se prova non la c'è I. la U. La I? Is? Forse è in al centro, in o is. No. Non c'è. Che cazzo è? Che cazzo di lettera è? Scusami, in. Is a questo punto non può più essere. Etto. Eh, potrebbe. Aspetta, vediamo se ci sono altre parole a due lettere che hanno una lettera in comune, così cerchiamo di ottimizzare. Et, che altra parola c'è a due lettere Aspetta, così? aspetta, 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 mi è venuto un Vai, guizzo. fatti vedere, vai, vai. C'è la mamma puttana. Che avevi pensato? Love. E stavo cercando di capire l'ultimo. Ho detto l'unica parola che mi è love. Affronta l'amore perché affronti le Malissimo tue qua paure. proprio. È molto male. Molto male. Non abbiamo veramente niente. Allora, Ah, secondo me la prima parola è don't. Secondo me don't. Però non saprei come collegarla col resto. E la D è una lettera rischiosa. dovrebbe andarci di culo una cosa, anzi Vai, due. due. Che al centro è Sì. AT Ok, e che la A e la T siano presenti anche altrove. quale vuoi provare? Ah, Quale ok. vuoi provare? Allora, anzi, facciamo scegliere a Tizio. Tizio, provo prima la A o la T. È l'ultimo tentativo. Questa è sicuro che è persa, è sicuro, però con dignità fino alla fine, Tizio. A sinistra. Tizio, che cazzo di gioco stai guardando? La A o la T? O vuoi dire tu una parola? Seppure ti senti che c'è una parola, buttala fuori.
sarei più per la A, se devo essere sincero. Io mi fido di Tizione. Tizione No, mi farà svoltare il gioco. Io sono sicuro. Allora, un attimo che c'è il ritardo. no, tranquillo. Ah, io avevo letto, aveva scritto Noppo come a dire no, state sbagliando. Invece era la parola che ci consigliava. No, nope, non penso ci sia in questa cosa qua. Perché è No, nope potrebbe essere. ma è troppo un abbreviativo nel linguaggio inglese. Nope, non si usa nei testi No, comunque scritti. c'è come parola anche i giochi normali, non per essere per forza l'abbreviazione di altro. C'è. Non sì, ma non sono Allora, sicuro. aspetta, Vedete pensiamo voi. alla zona Io l'ho centrale. detto. Partiamo prima dalla centrale, perché quella è là è quella dove più abbiamo probabilità di indovinare la parola. Per la parte centrale, io credo, perché quella è rimasta. Et, C'è anche app volendo ancora. c'è app, E sono quattro lettere. però app Ragazzi. metterla in mezzo Ah no, qui, aspetta, no, perché la U l'abbiamo già fatta. La U è la prima, a me sembra una V, però era una U. dobbiamo provare o la A o la T. No, indizi non ci sono, sono ragionamenti che stiamo tentando di fare. Io vorrei tentare di provare AT in mezzo, perché con le lettere che già abbiamo utilizzato e parole inglesi di due lettere con la E non ce ne sono. No, perché c'è et, ma è francese. Quindi non va. Con la A dobbiamo provare. Et, I, già messa non va. O, Già messa è una sola. U. Non c'è. Quindi o No, et zia, o qualcosa. vai con la. Tizio, A o T. No, it non può essere perché le parole più grosse centrali sono quelle che già abbiamo provato e non ci sono. Avete detto A o T, Attack on Titan. Anche. A o T. Scegli tu quale pulsante premo, la A o la T. Ah, se fosse T e uscisse alla fine di quella è don't. Era Per forza là dobbiamo giocare. L'ultima è l'ultima no, come ma cazzo è fa? un pernallotto. Come Dobbiamo cazzo solo fa? sperare che ci siano un po' di lettere. Almeno due o tre. La T di tizio. Allora, io tutto mi aspettavo, tranne che succedeva questo. Ok, però è buono, è un altro tentativo. Però Vado una. per il don't Però che ci aspetta, potrebbe stare. ragiona con me. Se Non... mo non c'è T, mm. al centro che cazzo è al centro? Se la T non c'è. Allora, il problema prima era qui e ci siamo spostati qui. Ma noi credevamo di risolvere il problema qui. No, invece abbiamo risolto un pochino qui, ma noi abbiamo il problema qui. Scusa, che cosa Quindi ci noi fa? ci spostiamo qui adesso. No, e non vale, devo capire, fermi. Allora, scusami. At. Oddio, potrebbe Es. essere don't e potrebbe essere do qua. Don't do? Don't No, la do? O non c'è. No, es però potrebbe essere. AS. La A secondo me vale la pena, lo zi metterla. O font. Quale? La A. Come lettera, provare la A come lettera potrebbe avere senso adesso. Ma non è. No, lo zio mi stavi andando per culo. Ne posso. Che, non è, no, che parola è? Cioè, Non so. stiamo saltando un'ovvietà secondo me, lo zio, perché non vedo altre spiegazioni. Allora, et, no. La paura Es, no. non affrontata diventa i nostri limiti. Ah, Io mi metto paura che questo che cammina dietro all'improvviso ci fa il jumpscare. Sì. potrebbe essere. Mm. Altre parole da due.
Perché ogni volta che ne penso una l'abbiamo già testata la lettera. E se Ace, fosse Wii, Wii. Allora, allora facciamo che mettiamo caso è Wii. Che cosa potrebbe essere se al centro è Wii? Don't- allora io ci ho messo un'idea. no, E c'è qualcosa. perché è buona, perché è un'idea giusta, che Wii ci sta. Eh, eh, chi? No, ma non capisco la prima, ci potrebbe dare una mano. Got, La paura che no. non affrontiamo diventa i nostri limiti. Don't, Don't we? È qualcosa ehm, accanto. no, zia, allora devi provare la D. Io sto per premere la D, eh. È difficilotto questo, Questo è però, tosta in su. tizio, siamo tre menti eccelse, tendenti al cazziggio. Però, Chad. allora, quindi Allora, è don't. aspetta però, non cantiamo subito che Don't teoricamente si scriverebbe apostrofato. L'ha scritto pure lui qua con l'apostrofo che non si vede. Perciò, Hai ragione quindi anche io tu. premerei. Ma poi finisce con la D. Allora, è don't. Allora, abbiamo avuto la conferma. È Don't don't. c'è. Ok. Quindi è qualcosa che non dobbiamo fare. Va a capimo. A questo punto non può No, neanche essere. zi, Dilla, dilla. fammi vedere. Fatti il conto preciso. No, zi, ce ne mancava una al centro. Sì. B. Don't be scared. Quindi premo la B. Secondo me è B al centro, in su. Premo la E. Vedi, facciamo sempre il conto. E fine qua. Il tuo ragionamento calza a pennello. Io premo la S. Sì, ti trovo con me, pensa a un'altra parola. Scared. È Per forza. scared. Don't, C'entra. don't be scared. Don't be scared. Sucalo. Questa è stata un'ottima Ma non giocata. sacci come mi è asciutto Don't be scared. Bravissimo. Mamma mia. Ferma, tempesta nella valle, mare e deserto. Sabato non mai facciamo sesso. Allora, Dove sta? noi partiamo con le vocali. Sì. Tizio, dimmi tu la prima vocale. Sì, desert. Minchia, ha fatto una gran bella giocata Gianmarco. Che poi Pure Tizio aveva se ci pensi pure tu, Tozzi, B. Sì. Non Era avere la cosa paura. più ovvia, B. Non E non avere avevo paura. pensato a B. Mannaggia Eva. Queste sono 5 lettere, 2 lettere e 4 lettere. Sempre partire con la lettera più comune dell'alfabeto. No, no, difatti noi partivamo così, Pierluigi. Visto che è tornato il tizione, stavo facendo scegliere a lui come iniziava questa manche. Sei liberissimo di aiutarci, eh. Hanno rapito la nostra famiglia e Buonasera, ci stanno Lauro. facendo fare sto gioco. La. Ok. E la c'è. Quindi io proseguo con la E. Proseguo con la I. No. E tua sorella è un po' Iniziamo a maleducata. valutare qualcosina. Allora, Stormed Valley, Sea and Desert. Face no perché è troppo piccolo. allora, io direi la U. No, aspetta. Sbagliato il ragionamento. Fermati. Io non sono sicuro che U ci sia d'aiuto qua. La U non ti sembra Io d'aiuto? non lo so. C'ho un Proviamo la O. Ok. Ok. Allora, A come prima lettera ed E come secondo. Se non c'è la I, allora ci sarà la O. Infatti. Allora, al centro è o è or o è on. Tua sorella. No. Ok, quindi sarà or. Perché? Off. Ov.
Ov, detto così, sì, off. La F potrebbe valere come lettera da tentare, potrebbe essere un valido tentativo, però non... Allora, se fosse off, quindi off, stormi le palle, sì, Mm, ti dà qualche idea? Or, dice Tizio. Or, Oppure se non c'è la N, la F. O F è anche questo usatissimo. OF inteso come OF o F inteso come OnlyFans. Usato no, tantissimo. E guarda come me l'ha servita, dai, devo fare la battuta. Reggio. Pierluigi, sono costretto, lo sapete, mi piace fare battute, me l'hai servita così. Vogliamo provare la F? Il Sì, fatto è che l'ultima che possiamo provare a cuore leggero. così, senza A paura cuore alcuna. leggero. Ok. Allora, save non è. Tempesta nella valle, nel mare e nel deserto. Avevo pensato state of... Play. No, emergency, però vi ho visto 4 lettere e No, subito il no, castello manco è là state crollato. non ci va. Come scrive state se ce l'ha come E seconda. poi, grazie. Prego. Volevo vedere un attimino prima come Che suonava. cazzo può essere? 5 lettere. A, E. Oh, cioè, se, come mi sono girato leggendo mo sempre più sui commenti OF, OF, OF così. Minchia, quando l'ho visto scritto in maiuscole e era disegnato apposta per Best, dice Tizio. Of Best. Mm. Abbiamo tutte le lettere. No, 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 ma fai benissimo, Tizio. Meno anche per avere qualche parola a schermo che può darci comunque qualche aiuto per capire qual è la parola, eh. Che io best gliela metterei, però non mi dà il senso a tutta la frase, quindi non... Tempesta nelle valli, nei mari e nei deserti. Portati un ombrello. Cioè, che ti posso dire? Hanno fatto tutto questo per sapere queste cose. C'è biscottino. La prima non riesco a capirla. Infatti mi stavo facendo tutte le lettere. Mit. No, se fosse Mit già si sarebbe preso anche la seconda E. Dice Pierluigi, forse la R? La R come lettera. Allora, se la R, se la prima qui Sì, potrebbe essere rest o rest. ok. Quindi tra sto Pierluigi, Vai. No. Stavolta abbiamo trastato male. no, Pierluigi, l'altra sera poi non ci avete risposto tu e l'altro amico. Quando io sono entrato nel dungeon di persona È e ci avete detti scappato. tutti e due, rivatti a riprendere il persona. Io ho ricaricato il salvataggio, mi sono rifatto tutta la parte, di nuovo tutto, di nuovo la prima boss fight. Siamo arrivati fuori la Velvet Room. Pierluigi era chiusa, non mi ha fatto entrare, non mi ha fatto entrare. Maledetti. Forse vi eravate scollegati, non ci avevate sentito. Ah, e quante ve ne ho dette. Cioè, ma tu devi usare le lettere che hai nel tuo schermo o puoi usare... Posso usare qualsiasi lettera. Quelle là che vedete sotto alla frase iniziale, scritte sono quelle che abbiamo provato. C'è un indizio a schermo. Innanzitutto, benvenuto sul canale. Ciao, come si chiama il signore? Allora, è da Kick. Skenevich. L'ho letto correttamente? Salve, buonasera.
L'indizio a schermo, scusa se non si riesce a leggere, ma è proprio il gioco. Anche noi qui stiamo avendo problemi. C'è un altro indizio sullo schermo. Tempesta nelle valli, nel mare e nel deserto. Ah, ok, ok. Questo è il secondo round. Hanno aumentato la difficoltà sia delle espressioni che abbiamo soltanto 4 possibilità. Però piano piano, di cervello in cervello ce la stiamo facendo. E vogliamo continuare tutti su questa retta, penso. Si spera. Sì, sì. Ma Tales of Best. Non mi ricordavo che la Velvet fosse bloccata. No, 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 ci siamo fatti 2 risate alla fine ieri per Luigi. Non ti preoccupare. Però Tales of... Forse Tales of Rest, ma la R no. Allora, io voglio trastare lui sulla prima. Faccio la T. Allora, finora non abbiamo visto morti. Abbiamo visto cadaveri. Vai. No, i piani sono cambiati un'altra volta. No. Non è Tales. Però grazie per il suggerimento. Sì, ci ha comunque dato una lettera. No, allora, introduzione alla trama. Noi eravamo in casa per i cazzi nostri. Ste persone sono entrate. Ci hanno rapito, ci hanno fatto sedere e qua ci hanno detto gioca. Abbiamo completato il primo round e abbiamo scelto un membro della nostra famiglia. Sono inchiodati alle sedie. Gli abbiamo già tolto 2 chiodi al fratello Sì, è una e mamma e un papà. chiodo a mamma e papà. Se continuiamo così riusciamo forse a salvare tutti, perché alla fine il colpo in testa me l'aspetto lo stesso. Sì. Quindi. Allora, cerchiamo di capire la prima parola. Esatto, tipo sull'enigmista. Esatto. Mo' abbiamo le 3 lettere centrali. Mm, Water. No, perché la R già l'abbiamo messa, quindi water non può essere. acqua di... La No, R, ma sai che forse... la R, Sì, perché sta parlando di Vedi, la tempeste. R già l'abbiamo messa. E se non è water qualcosa di simile, come prima. Come acqua sempre, una cosa simile ad acqua. Cazzo, è disegnato apposta per essere water. Water, se non è water, è Cazzo, ci stava troppo bene. H2O. Of... Eh. Ma mo io mi sto facendo una domanda. Sì, Ma tutta la nostra famiglia non sente caldo con quelle televisioni? oggi penso che è l'ultimo dei loro Ah, problemi. però io mi pongo certe domande, Certo, capi? Mi prova a piacerebbe spiegare avere allo una risposta. sviluppatore del gioco. No, io a fine esperienza gli vado a commentare sotto la Ci sta, pagina, gli anche faccio i divertente sto complimenti. gioco. L'ho pagato da Itch 1,80 euro, 1,20 euro. Comunque non ho superato i 2 euro. Cioè, tipo fare la settimana enigmistica, però con la morte di mezzo. E siamo qui da un'oretta. AIDS. Paura di... Aspetta, come ha scritto la parola? Ates. Con l'H iniziale. Allora è AIDS. odio. Sì. Mm, La H non l'abbiamo provata. mm, La S nemmeno. Se volendoci ragionare sopra. la S. Vuoi provare la S? È l'unica cosa migliore che abbiamo. Per me ci Se può qui stare. è S e qua è S, Magari abbiamo qualcosa va. completato. Così- Ragazzi, mi date fiducia per la S con il ragionamento che ho fatto? Sì, tizio, fottiamo i rapitori. Già sto pezzo di merda, ecco. Che- È questo che cammina dietro. Ah, no, non stavo proprio. Vai a prendere... Tizio, però attento, sta camminando, non è che sta venendo da te, mo. È già stata scartata, quindi vai di S. È l'unica cosa fattibile a sto punto. Ok, però è sempre solo. Però mo là non è. Allora.
A sto punto io metterei la H. Può darsi che c'è un H lì e ci scombina di nuovo No, i ma sta piani. solo un Quindi secondo se ci sta coccata parola. Bates. Bates con la B. Bates come Bates. O è Bates o Hits. Se conoscete voi altre Gates. Bates come date. Però Gates. Gates mi piace. Gates Ovella. Ragazzi, Gates Ovel. Secondo me è lei. Questo è Gates Ovella. Inizio dalla G. Secondo me è No, quella. aspetta, scusami, per toglierti il dubbio, poi prima la L. Perché se L ne escono due. Vado con la L. Vedi tu. Se L è giusta è Gates Ovella. 100%. Gates Ovel ci sta benissimo. Mi piace come suona anche nel contesto, capi? Però non lo so. Siamo tutti d'accordo? Facciamo Gates Ovel e se non è lei meno Gianmarco anche in vostra vece? Ditemi voi. Gli rompo una spranga di ferro dietro la Mi testa. posso assumere la Ok, responsabilità anche di allora, farmela rompere. come abbiamo fatto le altre Vai. volte. Quindi parto con la G. Ok. Io adesso premo la G. Muore uno dei parenti e io infilo qualcosa a Gianmarco. E la prima è andata. Tutto a posto. I demi... sì. Quindi io vado di H. Sì. Sì. Premo la L. Suca. Non c'è di che, non c'è di che, ragazzi. Bravo Gianmarco. Bravo. Complimento. Allora, scegli chi vive. Io libererei il fratello definitivamente, spero. Lo No, zio. lui già l'abbiamo fatto prima. Già gli abbiamo tolto i Tutte e due due. E chiodi. se ce n'è un altro? E non me lo fa E selezionare. allora vai con quello che vuoi tu. Scusa papà, aspetta. Ecco, a posto. Ah. Sì, vabbè, domani mattina. Stai andando molto... Che cosa? No, a tempo. No, oi, pronto? Ragazzi, quante più parole possibili con queste lettere. Prima che qualcuno ha un colpo in faccia. Allora, Ma le cam... Aspetta. No. Give. Ok. Ragazzi, tutte quelle che riuscite a vedere. Oh, Snow, buonasera. Buonasera, Snow. Snow, Vai, dacci una via. mano. No, give, no, no, sono... No, lo zio, è un casino. Aspetta, Solo siamo- quando ci sono. Aspetta. Puttana di tua sorella. Uh, E fermatevi un secondo. aspetta. Kill. No, fermati. Già l'ho messo. Non va bene. Solo quando sono King. King. Sì, King c'era. No, aspetta, è fatto È apposta. scriptato, King c'era. King C'era. prima ce l'ha prese tutte. C'era. Vedi un po' in chat se hanno qualcosa. Ecco. È morto papà. Ma hai barato però. Non l'hai ancora capito? Le parole che scrivi possono avere conseguenze serie. Mi hai fatto un favore. No, io... Ok, stanno registrando con quello zio una diretta. Stanno facendo Questo una è dark diretta. web, questo qua, ok. You got a Devi see vedere this. questo. Ma c'è ancora il timer. Però non lo vedo più. Però io lo sento. Allora, cerchiamo di capire. Ah. Minchia. I. O. U. No. Succa, va, fa culo. Cioè, ma noi stavamo giocando con regole divertenti, calme, tranquille. Ma perché dovete mettere sti casini in mezzo? Ah, porcaccia la miseria. Io rivado di F. Mans vale, non No, credo, non purtroppo credo. no. Non credo. No, ma c'era King nelle parole di prima, era cazzo, era proprio presente proprio sullo schermo.
piano piano gli ammazzeranno tutto, che alla fine il risultato sarà quello, quindi. Non... N. Grazie. F. No, dai, mi sa. Sorry. Qual è? Secondo me si è buggato l'audio del loro. Ok. Secondo me, eh. Sto iniziando ad avere questo sospetto, quindi mi tranquillizzo un po'. Quindi con calma. Bene, non credo. No. No, Snow. Ho visto tutti e tre gli schermi, no, non c'entra il pene da Tra l'altro, nessuna di tutte buonasera, e tre le parti. Snobello. No? Guarda qua. Allora, ragazzi, come prima, ragioniamo piano piano, ci arriviamo. Abbiamo solo un cadavere davanti a noi. Ci stanno registrando e siamo sul dark web. E se sbagliamo morirà qualcun altro. Che sarà mai? Allora, aspettate un attimo. Ma non leggerlo. Non mi dà nessun messaggio bloccato, Ale. Aspetta, provo un attimo ad aggiornare. No, no, Ale, non c'ho niente qua. Grazie per la clip su Kick. È la prima. Non servirà un cazzo. Non sarà importante. Però è la prima clip che viene fatta. Quindi sei il primo. To. Poi se scendi e dici in giro che hai fatto la clip sul mio canale, attenzione, eh. Dici chi cazzo è mo? E quindi tieniti questo piccolo risultato, questo piccolo momento di orgoglio per te. Allora, ragazzi, qui ancora non ci hanno sparato, quindi io dico che non è più a tempo, secondo Pure me. io credo Quindi che tu abbia ragione. ragioniamo un pochino sulle parole, vediamo se ce la facciamo, se no, anche perché ho anche un altro horror. Ho cercato di capire l'ultima io. L'ultima è pure lunga. Prova la R, secondo me. Ragazzi, Gianmarco dice R. Francesco, buonasera. Ciao Francescone Bello. Mi è arrivato un messaggio dello spirito Ah, oggi, ok, comunque. Ale, adesso ho capito. Eh, eh... Guarda così. mm? Mi è arrivato un messaggio dello Lo spirito oggi. spirito. Testuali parole. Ha fatto cacca. Fine dell'audio, 4 secondi. Mi sembra giusto. Fosse in italiano sarebbe tutto più facile. Sì, Lo so. decisamente. Oddio, Però forse mi dipende. credi, vedi un cazzo di giochino di 1,80 euro di un piccolo sviluppatore quanto ci sta facendo azzeccare e fare due risate tranquillamente. Poi sbagli e ti sparano la famiglia. Questo è un altro discorso. Con la R. R secondo me ci può stare. Ragazzi, andiamo di R. Ok. Or. Pensavo ci fosse una R anche là. Quindi fai una cosa o fanne un'altra. Basta che troviamo una delle due. You got a CDs. Ane. Mm. Oddio.
Senti, prima ci è andata bene in un momento simile quando abbiamo messo la W. Sono tanti spazi vuoti. In inglese glieli infizzi così. Sono tante possibilità. Penso che sia l'unica cosa che possiamo fare. Che per quanto riguarda me, non ci capisco manco il senso che vorrebbe dare alla frase. Se volete, possiamo provare la W e vediamo un attimino. Che può essere che sia la parola, la lettera più utilizzata. La P, pure la P. Che è proprio il senso. Ma sbaglio, il timer si è intensificato. No, è sempre uguale. Ah, ok. Il mio cervello ormai è andato al ritmo col suo cane. Una. Uno? Una. È giusto per cercare di avere un finale, perché quello di prima io poi vado a controllare pure in qualche video. Però visto che siamo nel dark web, la fine che facciamo è quello. Io andrei con la G. G normale o G lunga? No, G. G Allora. classica, non J. No, No. non si può manco sapere la parola. Cazzo, avevo la sensazione che Gianmarco come prima aveva messo il punto giusto. Allora, ragazzi, perdonate la domanda e per il gioco, a chi uccidiamo? Fratello, sorella o mamma? Ragazzi, perdonatemi, ma il gioco mi chiede questo. No, Francesco, per di più sono inchiodati alle sedie. Quindi, così. Sorella, mamma. Siete proprio delle persone di merda. Stasera, quando vi mettete a letto, ditevi: ho fatto uccidere una mamma e una sorella. Posso fare una domanda Vergognatevi. senza guardare la chat? Sì. Francesco ha detto sorella Io credo che Francesco scriverà vigliacca. Ho perché questo presentimento voglio qua. vedere se è un vero uomo. Vai. Uccidi il tizio a sinistra, mi pare già bello morto. No. Quello già è morto, quello è papà, è Quello morto, farebbe è morto. ricliccare. No, oramai, no. Ma quindi forse non è. Oggi ma c'ha le budella da fuori. No, difatti è morto. Però. Ah, giustamente i dati. Non si può fare. La cugina. Allora, c'ho una mamma e una sorella e una cugina. No, sì. Ma ci ha fatto il gioco col trabocchetto. Ha messo un fucile caricato tipo solo enigmista sul tavolo. E le parole non erano corrette. Siamo nel dark web, Francesco. Già è stato deciso che noi dovevamo fare sta fine qua. Quindi a sto punto l'unico dispiacere che gli posso dare, alla fine mi uccidete. Io mo sto qua 3 ore e ci provo quando non sono a tempo. Allora, c'ho un babbo, una mamma, una sorella, una cugina. Gianmarco, tu? No, zio, io riapplico lo stesso ragionamento di prima. Devo dire purtroppo mamma. Ma perché la sorella che viene. Sono due mamme e io mi trovo con te col ragionamento. Cioè, non è una scelta di dire io. Ah, aspetta. Ah, affogata? Quindi era a tempo. Però. Puttana di tua Non si muoveva niente, no? No, c'è infinito là, vedi? Non si c'è l'infinito. No, no, Ma tutto quanto poi l'avevo fatto. no. Ragazzi, Rush, allora. scramble. Ma senti. Round 1. Allora, dobbiamo indovinare la parola in base alle immagini. Sono dei piccoli suggerimenti. Le parole adesso cambieranno molto più spesso. Prego. Signora, che polmoni, comunque 4 ore. Ma c'ha una. No, è un pigiama, però sembrava un pochino una tuta.
Haunted. Haunted. Bravissimo. A caso. Ma ho risposto bene. Ragazzi, però se fate un gioco e poi cambiate le regole. Dove cazzo stiamo andando? Ma lo zio hai sbagliato. Non è vero, perché l'acqua hai visto, no? Lo zio allora non lo so che è successo. No, ma poi era il primo tentativo. No, è il finale, è il finale. Sì. È una live, cazzo. Oddio, c'ha pure OBS. Oddio. Ma mio fratello, sorella, cugino si è salvato oppure Oh. no alla fine? Ok. Un'oretta. Minchia. Ma veramente dici? Quindi devi fare più run per cercare di ottenere. Però non capito che abbiamo perso. Haunted, Francesco. Era per indicare una casa infestata. Ma poi pure se fosse stata la parola sbagliata, ci sono più tentativi, quindi ci avrebbe dovuto dare comunque l'errore. La risposta era corretta, però comunque era il finale del gioco. Ok. Adesso voglio vedere se c'è qualche altro finale, qualche altra cosa così. Allora, io ne ho preso anche un altro. Datemi un attimo il tempo che lo carico. Si chiama The Other One. Dovreste vederlo. Molto Aspettate che carino vedo su comunque questo OBS. qua che è stato. Allora, ecco qua. Voglio vedere se va col pad perché vado molto più comodo io così. Vedi Neanche come- il cornicione, neanche quello. Allora, eh, io vorrei vedere puntatore del mouse e cercare. Ecco qua. Allora, che non ho neanche aggiustato le impostazioni. Ok, mi sembra che sta a posto. Allora, un attimo che rimetto la chat. Rispondiamo ad Alessandro. Bello sto gioco. Cosa ne pensi del Veneto Stato indipendente? Ancora. Non lo so, può darsi che è successa qualche altra cosa nelle ultime ore. Siamo d'accordo? No, non eravamo d'accordo, ma ricordo. Non mi ricordo più. Vabbè, tu ti volevi trasferire là, Ah sì, io mi volevo però poi mi trasferire hanno là, è vero. tenuto con Vena. Non mi ricordo Ok, chi lo quindi disse. restiamo ancora della nostra opinione, Ale. Forza Veneto. Allora, questo pure c'ha una trama un pochino particolare. Io mo Dimmi un po'. cercherò di giocare al meglio delle Puoi possibilità. abbassare solo poco poco così. Ok, ditemi come si vede, se si sente, se va tutto bene. No, già ti posso dire che c'è un problema. Che allora non si sta aggiornando. Allora, ragazzi, stiamo andando con un'auto. Ok, adesso si è agganciato. OBS fa un po' il birichino. Allora, aspettate che devo trovare. Non mi vedrete per un po', ma. Ok. Sarà un inferno questo gioco. Allora. Del 96 nuova fiammante. Allora, noi non sappiamo chi caspiterina siamo. Non sappiamo niente, siamo venuti qui in questo bel posto. Ragazzi, sto col portatile e col trackpad, quindi i movimenti saranno molto bruschi e improvvisi, eh. Allora, io entro in casa a sto punto. Anche perché non c'è altro da fare. Sento che si ciullano l'auto. Non siamo Già, neanche entrati una botta in la testa. canna fatta. Bene. No, benissimo. Cosa è successo? Dove mi trovo? Qualcuno mi ha dato una botta in Sì. testa. Penso che per uscire da qui devo esplorare questa casa e noi la esploriamo. Questo l'ho trovato sempre su Itch e si è rifrizzato di fatti. Aspettate, gli cambio le impostazioni di acquisizione che alcuni titoli indie
Hanno un po' di casini. Ecco qua. No. Dai, gioco che tu sembravi anche molto promettente, eh. Mi costringi a fare Alt F4, so cazzi tuoi dopo. Poi no, Davide è un brutto esempio il Brutto gioco. esempio per la Cioè, community, comunque ti dai, voglio far vedere e tu fai questo, non è... Attenzione. Proviamo così, aspettate. Allora, questo è l'unico problemino dei giochi indie. Fa tutto parte dell'esperienza horror. Posso vedere il mio cursore per piacere? No, non me lo fa vedere. Aspettate un attimo. Come ti posso purgare? Ce l'ho. Provo a catturarlo in quest'altro modo. Fatto. Mo dobbiamo vedere solo se si tiene. Datemi 2 secondi. Ma lo sapete, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Allora, un attimo che vi sistemo l'audio, se no perdete l'uso delle orecchie. Lo abbasso un po' qui e gli metto i filtri. Ok, allora dovrebbe andare così? Ok, benissimo. Allora, fatemi rimettere la chat. Questi giorni mi è venuto in mente Surgeon Simulator. Io quello l'ho sempre voluto provare, però col VR. Allora, spero che non ci siano scene di inseguimento, che sennò è un problema, eh. Allora, c'è una foto. C'è una donna. Va bene. I fiori sono completamente prosciugati. Ci sono dei vecchi libri che se li apriamo anche solo per un istante, secondo me dentro non ci troveremo più niente. Un box. C'è qualcosa qui in mezzo però. Scusami. Una cassetta. Interessante. Allora. È già una cosa buona. L'abbiamo fatta da Manz quella nella foto. Tizio, tutta per te. Tutti i suoi 256 pixel sono tutti per te. Allora, non abbiamo una torcia, non abbiamo niente. Posso accendere la luce? Ricordiamoci sempre che comunque siamo qua dentro con una persona che ci ha dato una botta e ci ha rapito. Ok, c'è un guardaroba. Possono uscire fuori? È chiusa. Ok, io ho la cassetta a sto punto. Ce n'era anche un'altra qui. No, ma non c'era. È apparsa all'improvviso. Ragazzi, qualcuno ci ha fatto caso se c'era la cassetta prima sul tavolo? Sulla cassetta c'è scritto la tua via. Giustamente si sta chiedendo, ma come fa ad avere sta cassetta e perché me l'ha data a me? Sta giocando con me? E secondo me anche in un modo molto brutto. Allora, cosa c'è qua dentro? Ok. Ah, dobbiamo giocare noi. Va bene. Quindi mo siamo il killer, il rapitore. Il Sugamingien.
Mi sa che qualcuno qui sta collezionando corpi, eh. Io lo dico così. Qui non c'è niente. Mm, 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 mm. Devo andare qui. Salve. Qua c'è. Dobbiamo mettere al lavoro. Allora, qua vado tranquillo perché tanto qua siamo il killer, quindi a meno che non c'è il killer del killer che poi viene a ammazzare noi come colpo di scena. Potrebbe succedere. Ah no, ma giustamente lui si tratta bene, eh? No, 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 no. Sì, 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 certo. E c'è una chiave qui. Ok. A sto punto. Eh, cosa ci vuole al giorno d'oggi per essere un serial killer in America? Ma dove cambia le ste volte però, eh? Perché giustamente è stato scoperto che i cadaveri più stanno in profondità, più si tengono freschi. Non mangiano di persone, è diventato. Sì, sì. Cosa cazzo ti sei costruito qua sotto? C'è il volto di Fallout. Ma che cazzo? Ah, ok, che cazzo è Mostaro? Salve. Qualcosa giù, vedi, abbassa lo sguardo. Allora, c'è una luce qui. Salve. No, Ecco, ed è apparsa adesso. sì, lo zio, assolutamente. Allora, allora, questa persona può fare, questa entità, questo pene nel culo, oserei È dire, un po' qui. ha la possibilità di apparire e far apparire oggetti all'improvviso. Benissimo. Allora, aspettate ragazzi, per non uccidermi io col collo, faccio in questo modo qua, aspettate. Aspettate. Faccio un po' di manovra, datemi 2 secondi così gioco meglio io e vi mostro un gioco in maniera migliore anche a voi. Io vado a fare l'upito. Ok, mi faccio un'anteprima in finestra, così ce l'ho bello centrale, mi metto anche la chat davanti. Ok, fa niente che non ce l'ho a tutto schermo, però sti cazzi. Che se no io prima della fine del gioco, io il collo ce lo perdo. Allora, ecco qua. Ok, faccio questo un po' più piccolo di qua. Ecco qua. Allora, io faccio così. Se io adesso avvio il gioco, ok, così riesco ad andare meglio e mi coordino anche un pochino meglio con i movimenti. Allora, un po' di luce. E la luce è buona. La luce è buona. Allora, dietro c'erano altre cose. Ok, abbiamo lasciato la telecamera qui. Ok, qui c'è una cassaforte. Non ti sembra Tizio? Ah, pensavo era tornato Gianmarco. Questo è Tizio. Tizio, sei tu. Tizio, dai Tizio. Mettiti da qui. Guarda, sei tu. Un'altra cassetta. Qua dobbiamo sentire l'altra. Allora, iniziamo a sentire la cassetta.
Ok, sulla cassetta c'è una donna che parla di come l'aveva chiamato prima? Un'entità. Allora, Giamà, questo è il contenuto della cassetta. Ok. Dimensioni, hanno evocato qualcosa da qualche altra dimensione e c'è il puzzo. Sì, ho notato. Sì, Del puzzo. e dove c'è il puzzo, chi c'è? C'è casa. No, Ah no. c'è Tizio. Beh, C'è un'altra cassetta. Upside the Insides. Ok, va bene. Allora, fino a quando non mi giro e mi appare un cappopuzzo davanti, tutto bene. Possiamo vedere l'altra cassetta? Ok, quindi è il continuo della cassetta precedente. Ok, siamo in un altro posto. Lui non ha una torcia perché giustamente è casa sua, demoni suoi. pazzi suoi. Quella cassetta potrebbe esserci un porno. Potrebbe essere l'inizio di un porno questo, eh. Allora, c'è una porta. Salve. Così posso entrare? Posso entrare capendo dove sto andando? Ah, una pura formalità. Nella monnezza va bene. Quindi siamo usciti all'esterno. Mi dovevo buttare giù. Questi hanno scavato, hanno fatto, hanno costruito qualcosa di brutto, hanno fatto uscire fuori. No, ma non c'è proprio il volume. Tizio, neanche io con le cuffiette, non c'è niente. È veramente poco, Non infatti. c'è niente proprio. Ok. Quindi avete costruito tutto sto po' di roba per contenere cosa? Via, 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 via. Gira con la telecamera, facci vedere il mostro. Che cazzo è mo qua dentro? Mm. Senti, io non so come hai fatto a costruire tutta sta roba, però complimenti. Davvero complimenti. Ma è un'entità che mi sta seguendo? No, è la luce che sta caricando di là. Ok. Allora io continuo a muovermi. Ok, tanto basta che ci stiamo vicino. Mortacci tua. Ma che... Ma è vivo? È vivo! Ma farvi una fattoria con 2 mele e 4 banane come tutti quanti gli altri? No, eh. Niente, eh. Si poteva fare. Io cammino tra i moccioli. Ma che cos'è? Ho capito però. Io provo sempre a muovermi. Forse li dobbiamo rompere. No, 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 fermo, Dai, fermo. oh no. Era il frame di un porno, l'ho visto. No. No, l'ho visto. No, fermi. Fermi, l'ho visto. Voi l'avete visto? Voi l'avete visto? Diteci di sì, per favore, fateci sta cortesia. Potrebbe essere ma no. Allora, io leggo Mada e poi c'ho lo schermo tagliato. Potrei andare ad intuito per capire Tizio cosa ha scritto. Potrebbe essere Madame Web, sì. Però io l'ho vista. Tu l'hai vista? Benissimo. Sucare il cazzo. Allora,
Allora, mi hai dato la cassetta? Fammela vedere, non mi rompere i coglioni. C'è un'altra videocamera qua a terra. Non fa niente, ok. Bruttissimo esempio stai dando, entità. Brutto, brutto, brutto esempio. Ok, si dovevano rompere sti cose. No, no, Ecco qua. no, I cazzi ricomincia. no, Sì. no. Sì. Madame Web, No. era lei, l'ho vista. Ho visto la ragnatela, già ma c'era. Allora, una chiave rossa, come se stesse pulsando. Sì, Bracciosauro? Ok, piede di porco. Daglielo in testa proprio, come viene l'entità. Vabbè. No, tizio, perché me l'hai fatto leggere? Io almeno potevo immaginare che c'era. Tu così me l'hai reso reale adesso. Che faccio? La marcanda? Bella sta mattanda. No, caccopuzzo. No, no, c'era e c'è un'altra cassetta. Il portale. No, che posa le zampe. Fermati. Fermati. Ho capito che mi ucciderai alla fine, però fammi capire la tua storia. Mo, secondo me farà qualche jump scare in più. E potrebbe essere capito. Ok, come uscirò da qui? Ah, l'uomo puzzo. L'uomo puzzo grosso. Oh no, c'è la scena di inseguimento con i comandi così. Oh Scappa, no. cappavuzzo. No, 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 no. Sì, 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 sì. Ma ha preso. No, ragazzi, con i comandi così è impossibile. Ok, sinistra. Si continua a fare così. Gira, per l'amor di Dio, gira il volto. Ok, quindi ci siamo proprio trovati noi dentro la cassetta. Ok. Oh no, è arrivato. Eh sì. Siamo riusciti ad andarcene. Beh, cazzo, se succedesse a me una cosa del genere, e beh. Ma penso pure a chiunque di voi, eh. Posso andare o c'è il jumpscare finale? Andiamo. Allora, non è ambientato a Napoli. La macchina è rimasta lì. Quindi, tutto a posto. Lo dico da napoletano, quindi. Sì. Ok. Beh, credo che aver paura di camere è un Se ne casino. andrà? Secondo me l'entità ha preso un attimino, stava cercando di prenderne il possesso alla fine. Quindi qua sotto c'è qualcosa. Bravo il signor Tobias M. Simpatico. Quello di prima è più carino. Come Se è più tipologia. un'avventura da sviluppare, me la sono goduta pure male perché con i comandi così è un Vabbè, po' purtroppo sì, difficile. ci dobbiamo Quello che adattare. provammo io e te che mettiamo adesso, Sì, lo provammo col pad. sì, Ok, allora. mi pare proprio di sì. Oh, aspettate. Thanos. Thanos c'è ancora. Vabbè.
Ah, a proposito di Thanos, io poi Eh, non ti ho detto la notizia stamattina. dimmi. Nei nuovi fumetti Marvel, nella run che sta andando adesso, sai che Thanos ha costruito un'altra gemma dell'infinito? Settima giornata. Ha costruito la gemma della morte. C'ha un potere. Tu muori e quella persona, entità, essere, Bello, quello che è, muore. bello. Ha imprigionato la morte dentro, però la gemma non risponde sempre. Però tu qualunque cosa c'è davanti, tutto Vabbè, va ok. bene, va bene. Mancava ormai solo questo all'appello, Ormai i quindi... fumetti... No, io quando l'ho letta oggi, boh. mi piace che si sono lasciati sta cosa del... Guarda, io ti do la gemma che uccide tutti. Però quando vuole lei. Hanno creato quella cosa che in questo momento, no? Allora, io fossi gli Avenger, tutti i supereroi della Terra, dell'universo, del cosmo. Riunione interstellare. Ragazzi, Ah, dai. dobbiamo andare là e prenderci sta gemma. Una volta che menano Thanos, già è stato menato. Potrebbe essere rimenato di nuovo, no? Ti ciulli la gemma, questa qui. Mo da qui l'universo sarà sempre salvo. Qualunque difficoltà si mena davanti, tu usi la gemma. Certo, che ci vuole? Cioè, cosa ci vuole? Già Perché... faceva ridere che Infinity War... ma di fatti, guarda, Franci, infatti perciò me le prendo così, ci faccio battute sopra perché oramai, no? Franci, Francesco, io l'ho detto prima a Gianmarco, lo dico anche adesso in live mentre si carica il gioco. Io oggi ho visto un video sul quarto episodio di Star Wars di Acolyte. Posso ufficialmente dire con profondo dispiacere e con una mano sul cuore che Star Wars è morto. 32 passanni di teorie, film, giochi, serie, film, contrafilm, Tutto. riserie, tutto. Chi mi conosce lo sa l'amore che ho dato a Star Wars. Con quelle poche cose che ho visto oggi mi è Vabbè, stato è detto ce ne finito. sono altre, ho detto no, basta, mi va bene così. 32 anni di una cosa che a me ha sempre appassionato, di un progetto, di un modo di vedere un certo tipo di universo. È morto tutto, tutto, tutto. Hanno avuto il coraggio di fare una serie TV ambientata prima, mettendoci forzatamente e nel modo più sbagliato possibile, perché lo dicevo pure prima a Gianmarco. Andatevi a vedere chi è il protagonista di Star Wars Episodio 4. È una donna. Tutto il film si basa sulla principessa Leila. No, Hanno fatto delle porcate ambientate molto prima dei film, nell'Alta Repubblica. Sono state dette cose, il concetto di forza non c'è più. Ho visto sta scena che nascevano i Jedi così tramite due donne perché sono... Ragazzi, ma è Star Wars. Per piacere, ma come cazzo vi viene in mente? È stato cambiato il concetto di forza, è stato cambiato tutto. Tutto. E la cosa più importante che è stata detta? Ragazzi, per chi segue un po' Star Wars, adesso è come se io vi dicessi che Babbo Natale non esiste. Tutta la storia portata avanti per oltre 20-30 anni di come Anakin Skywalker fosse il prescelto della forza e l'unico eletto, è stato cancellato tutto con alcune frasi, alcune cose che sono state dette dentro. Tutti i film di Star Wars che sono usciti finora non servono più perché bisogna portare avanti un certo tipo di linguaggio e bisogna prendere opere già esistenti e modificarli per raggiungerci forzatamente donne o persone della comunità LGBTQT perché bisogna fare inclusione. Quindi permettetemi di dire che se per voi inclusione è distruggere un media che piaceva a tutti, Disney se fallisci mi dispiace ma te lo meriti. Mi dispiace. Mi dispiace con tutto il cuore. Ti ho aiutato in tutti i modi possibili. Ho tenuto Disney Plus, ho iniziato anche a vedere le serie e l'ho fatto in un certo modo perché io già addocchiavo qualcosa.
Però io dopo oggi vi giuro, ve lo giuro su Dio o su qualunque entità voi credete, sarò l'ultimo degli stronzi qua sul web con i canali e tutto. Se mi volete supportare, mi supportate. Ma io sto messaggio che mi sono rotto il cazzo in questo modo, ragazzi, lo dobbiamo far girare. Con me, con i vostri social, fate girare il messaggio che vi siete rotti davvero i coglioni. E se ve li siete rotti, non acquistate, non comprate, non date soldi a chi sta rovinando tutto. Cazzo, vedevi 4 anni fa c'avevamo Marvel, film, noi andavamo al cinema tutte le settimane, ragazzi. Più o meno. Anzi, facciamo così, che così mi metto lo schermo di qua, facciamo un po' di talk perché quello durava un pochino di più, non ce la facciamo. Le facciamo un po' di talk prima del si va a letto. No, OBS resta qua. Restream chat. Ecco, prima ancora, Thanos The Questing, come sto attendo la giamma, togliene quasi tutte. Io sta cosa. Quanti anni hai tu, se posso chiedere? Ah, mi permetto di dirti, la maggior parte della community, io streamo su più canali, ma siamo tutti tra YouTube e Twitch. Se riesci a passare di là pure per i sondaggi e le cose quando li facciamo, vai molto più comodo. 35. Ah, allora stai capendo il mio dolore in questo momento. No, mo recupero tutto. Aspettate, stavo cambiando lo schermo che così non c'ho più il torcicollo. Fermi. Credo se visse chissà quale intendito per capire che... No, Francesco, allora, da Clone Wars in poi, la qualità è scesa, sì. I miei amici lo sanno. Francesco, tu, io lo so che a volte amorevolmente mi prendi per il culo perché io cerco di trovare sempre il lato buono delle cose. Un minimo di felicità c'è ovunque. Io lo trovo, sono contento, va bene. C'è Gianmarco testimone. Io sono uscito dalla sala dopo episodio 8 da quando mi sono alzato dalla poltrona. Io non c'ero. Allora, o Io non so Giuseppe o niente. Stefano forse. O Riccio. Ragazzi, ho dato della merda a quel film e per me non c'ha niente di buono. Vi posso suggerire il free to play di Persona e Francesco si incazza, ok, però cerco di farvi capire che è simpatico. Porto dei giochi che a non tutti piacciono, però a me divertono. Ma Star Wars, quello lì, per me là già era il primo mattoncino per la fine. Mandalorian l'ho iniziata, però non, forse non era il momento in cui dovevo vedere. Io ho visto le prime 2 puntate della prima stagione di Mandalorian, eh. Grazie per gli applausi, è che mi sono rotto i coglioni, sinceramente. E lezzo. Ecco qua, recuperato tutto. Pierluigi, non è Star Wars, è questa la cosa. Non lo è. Ho visto 2 scene. Ho visto la terza scena, ho visto la quarta scena. No, Pierluigi. La seconda o la terza puntata c'è un musical dentro. Io non dico che non devi fare il musical su Star Wars. Però se tu fai una... Se tu già dal primo trailer, no? Io non so a voi l'impressione che vi ha dato. Però io quando l'ho visto la prima volta, allora a livello grafico, a livello di ambientazioni, a livello... Là tanto di cappella, come sempre a Disney, perché c'ha i fondi, se non le fa lei ste cose, tutto a posto. Ma a me dal primo momento mi ha dato l'impressione di ehi voi Jedi uomini, non siete buoni, toglietemi da mezzo, andatevene a fanculo. Va bene? E già partiamo male. Poi, già solo nella quarta puntata è successo questo, ma in ogni puntata sta succedendo qualcosa che viene messo in scena solo e soltanto per fare una cosa, cancellare Star Wars per come era prima. E sinceramente, perché? Perché? Perché?
Esatto, Pierluigi, quello è il punto. E sta cosa sta succedendo ovunque, nei film, nei videogiochi, ovunque. Però posso darvi un barlume di speranza. Oggi c'è stata per la prima volta da mesi una buona notizia. Francesco, non so se tu l'hai sentita. Questo tipo di persone che hanno questo tipo di atteggiamenti, secondo me, sono persone vuote e che cercano di risolvere un problema che effettivamente c'è, perché disparità sociale in base a varie categorie c'è. Però se tu tipo, come dico sempre sotto i commenti delle femministe, se voi date contro il patriarcato e poi usate un sistema che ha usato quella metodologia lì, violenza e persecuzione immotivata verso un determinato genere, ma se voi portate odio, come pensate di togliere l'odio e far restare qualcosa di diverso? Francè, la notizia di oggi è che gli azionisti, non ho capito se un collettivo di azionisti, se gli azionisti di maggioranza addirittura, io se apro quella notizia e leggo per bene azionisti di maggioranza, Francesco, io sono molto contento. Sembra sia uscita l'indiscrezione dove vado a prendere notizie e dove mi sto rapportando anche con te, ci troviamo sulle stesse. Hanno chiesto ufficialmente a chi gestisce i vari progetti e tutto quale sia la situazione della Sweet Baby Inc. riguardo Square Enix. Vogliono sapere che stanno facendo questi qua dentro. Abbiamo cercato per secoli di essere tutti uguali ed ora cerchiamo di essere tutti diversi. Penso lo stesso funzioni per le serie. 10 anni fa hanno iniziato con introdurre, adesso creano serie per ogni genere. Sai come la vedo io? Noi che qua sul canale siamo profondamente innamorati da qui all'universo e fino all'eternità di Alan Wake e di tutto il Remedy Connected Universe. A noi non ce ne fotte più di un cazzo del genere. Spiego la mia filosofia di vita. Persona buona, persona cattiva. Ho incontrato stronzi di tutti i generi, persone buone di tutti i generi, perché ancora nel 2024 bisogna catalogare le persone in un certo modo. È questo che non riesco a capire. Non si può fare una bella serie. Una bella serie. A me personalmente, a Gianmarco, penso anche a voi, che tu mi metti il protagonista bianco, nero, giallo, viola, rosso, gay, etero, lesbico, tutto. Ma c'è una storia coerente. Ringraziamo Alan Wake che ci sta facendo capire certe cose. Una storia deve avere una coerenza narrativa. Deve essere portata avanti, deve essere neutra, deve essere fatta a esatto. modo. Cosa cazzo ci vuole per far capire a Disney che testa pensante che non sei altro, per non dire altre parolacce, Teste pensanti. Ci saranno pure tanti pensi sti capoccia. avete in mano le IP che vi danno più soldi al mondo. Si è abbassato il volume da solo, È già. colpa mia. Ah, ok, no, Ho pensavo toccato io qualcosa. per sbaglio, Pensavo no, qualcosa, non lo ok. so. Ho connesso Avete qualcosa. sti P che solo se fate uscire una mutanda con una spada laser al centro, hai lo stronzo che te la compra. Certo, Perce. Sicuro. Cazzo, non riesci a capire che per cercare di prendere questo, perché alla fine si sta parlando, secondo me, di, di una cifra che oscilla tra i 50 e l'80% complessivo di share globale Ok? rispetto a quello che prende adesso Disney. Io ho il preservativo di Darth Vader. Ma perché tu sei un dannato genio? Però quello ci Una posso serie che fare. scricchiola, sgretola, Posso sgoccia che le penso. Vabbè, Tizio, questa è fatta a tizio, cubo. tizio, possiamo dire che il nostro evocare Zeb sempre ha funzionato e Alla fine, possiamo dire no. lui è tornato? No, comunque, alla fine il problema Che secondo me bello ritrovarsi video di Zeb su vabbè, YouTube. sì. Cioè, la Che cosa bello. divertente è che oggi per eliminare la diversità, quindi per far sì che siano tutti uguali, tu sottolinei la diversità, facendo vedere che Sì. io sono diverso da te, però poi dici che dobbiamo essere tutti uguali. Allora, a questo punto sottolinea l'uguaglianza. Un attimo Un attimo solo, soltanto.
Aspettate un attimo. Aspetta, No, aspetta. siamo un attimo a Fra quanto telefono. ne Ho fai tu? mutato un attimo. Perché Ho io non mutato un c'ho tanto attimo perché c'è un tempo. attimo una telefonata. Allora, no, un attimo una telefonata. Abbiamo risolto. Allora, comunque la Disney può continuare a fare ste cose. Ste porcate, grandissime porcate. Saranno contenti gli azionisti che vedono le azioni andare male. Esatto. Ragazzi, io perché noi adesso negli ultimi mesi ci siamo applicati su persona perché io dovevo partire, dovevo fare sta cosa. Però io ho anche appuntamenti così, non alle 0:24, oppure eventualmente invece di fare una serata a giochi, ci facciamo una serata di confronto così. Così ognuno di noi capisce se è davvero pazzo a pensare a queste cose o c'è qualcosa che non va alla base. Che il problema non è solo su Star Wars, è su tutto. A me che mi annunciate l'Assassino Creed nuovo e invece di dirmi le meccaniche di gameplay sono queste, mi dite, eh no, il protagonista è gay. A me che cazzo me ne fotte? E lo si sta iniziando a fare con tutto, tutto, tutto. Ma in quanto 2023 4.7 per... France, Beh, France è... Però se sta continuando... oh, aspetta che sta salutando Skenerich che deve andare a dormire. Poi, grazie mille, quando Buonanotte, vuoi, bello. sempre qui a È un disposizione. piacere. Lieto di averti conosciuto e grazie per i suggerimenti di prima. Però ragazzi, concentratevi più su una cosa. Ma noi, ognuno ha le proprie finanze, ognuno ha le proprie Certo. disponibilità economiche, no? Per noi, se perdiamo 10.000 euro, sono mincia, è la fine. Siamo Sì, morti, sì, è sì, finita. decisamente sì. 20 milioni sono tantissimi. Sono tantissimi. Ora credo che la Disney se ne sia resa conto, Scusa un visto attimo, tutti i tutto. licenziamenti che sta facendo. È scritto Vanello apri, ma che devo aprire mo? Io Come sei rimasto con lui? non ho capito, mo mi ha scritto brother apri. Dici cosa? Aspetta, sto capendo. Cioè, tu non ti rendi... Eh, Non ce l'hai il telecomando quello là. no, in macchina. Cioè, non riesci a renderti conto che questo modo che stai utilizzando adesso di portare dei media ti sta dando problemi. Cioè, da quando hai iniziato a fare questo, stai perdendo tutti sti soldi. Ma davvero ci dobbiamo mettere noi quattro gatti del vicolo Miracoli e farglielo capire? Cioè, è davvero così marcio il sistema che è una cosa così ovvia, matematica. Davvero non riescono a capirla. Davvero ste lobby sono così forti che riescono a tenere Bob Iger, il consiglio d'amministrazione e tutto. E non c'è uno che dica, oh, stiamo a fare i film così, stiamo perdendo soldi, sveglia. Perché per loro perdere 20 milioni, ragazzi, non è niente. Per loro che stanno in alto, perché poi deve essere licenziato quello là, poi non è un problema. Vi licenziamo perché avete fatto sto film di merda.
Grazie al cazzo me l'hai fatto fare tu così. No, Franci, naturalmente non così che proprio all'atto pratico non porta a niente. Però, Franci, qualcosa si deve fare. Non è possibile che noi dobbiamo Così, stare ci vediamo sempre fra là. poco. Va bene? Non è possibile, Franci. Franci, veramente. Penso nei videogiochi no, ancora teniamo Bobby. Sì, ed è proprio questo quello che io sto cercando di capire sul perché non avvenga sta cosa. Ragazzi, io so da un paio di giorni e Francesco ieri per una cosa che è successa l'ho tenuto 2 ore in una videochiamata per sfogarmi. Io non capisco come cazzo sia possibile che non ci si renda conto di quanto sia marcio anche un sistema così. A che punto siano arrivate le persone? È davvero l'umanità che ha causato il problema, perché chi poco, chi tanto, se ci troviamo ad oggi così, non dico che è colpa di tutti nello specifico, però se l'umanità la stiamo portando avanti noi e qualcosina non va. Cioè nessuno si mette e dice, uè, basta, facciamo pulizia, ma fatta per bene. Cioè davvero non succede questo? Qualche fumettone americano da leggere? Kick-Ass. Francesco, leggi. Se non l'hai già letto, però tu penso che mi dirai già l'ho letto. Ecco, bello che sei. No, e penso che trova qualcosa di inedito. Cioè, i film ogni tanto metto su e me li vedo. C'è Nicolas Cage che fa Big Daddy, cos'altro serve dire? Vi confesso che io Invincible non l'ho mai ancora visto. Tanto mo c'è l'estate dove vado lì dal mio amico, la sera starò col computer o un po' nel tempo libero, mi vedo di recuperare tutte queste cose. Allora, giusto per capire se siete persone belle ancora di più, The Boys, la quarta stagione, la state vedendo? Allora, il primo che scrive no, gli mando un regalo a Francesco. Ok, io mi prenderò le ire di tutti, ma... No, Francesco, no, 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 Francesco, no, 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 la serie è bella, Francesco, dai. È uno dei pochi prodotti veramente decenti e che mette tutto, mette la vita vera in un contesto fatto in un certo modo e scorre. Personaggio è gay, lesbico, c'ha i poteri, tutto, è tutto normale. Cioè non fanno pesare in un certo modo certe cose. Però ho preferito le scelte del fumetto. Io arrivai a metà, ho detto vabbè, ma a questo punto tra un paio di anni finisce, mi metto poi un giorno e mi recupero tutto. Io sono arrivato alla quarta puntata e per l'amor di Dio che qualcuno fermi Patriota. Date un po' di latte materno a quell'uomo. Quale superpotere? Oddio, ci pensavo l'altro giorno a sta domanda. Allora, visto che a me piace viaggiare, portali per andare ovunque. Va bene? Avevo pensato il volo prima, però poi
Mettiti là, vola, arriva fino là col io sono napoletano, sono vecchio, sono boomer, dite quello che volete, devo viaggiare comodo. Quale metodo migliore del teletrasporto? Allora, per The Boys a me non è piaciuta come serie, anche se ha qualche spunto interessante. Avrei preferito una trama più semplice. Dopo la prima serie per me è tutto un allungare il brodo come accade in molte serie. E sai qual è il punto? Non andandomi più a vedere tante serie di merda, sto ottimizzando il mio tempo perché oramai le serie di merda, i film di merda, li rifiuto, non ci perdo tempo. Vedo The Boys, pure che c'ha alcune pecche, c'ha alcune cose che sono pure nella quarta stagione. Sì, ok, abbiamo capito, patriota e cattivo. Che dobbiamo fare? E c'è questo. Che cosa vogliamo fare? Va bene. Quindi sì, c'ha i suoi problemi, però so che quel poco tempo quel po' di tempo che ci perdo su, ma io mi ci diverto. Tranne quando fanno scoppiare parti maschili dove il dolore l'ho sentito anche io in quel momento, che ti fa creare tutto quello che vuoi con il corpo. Francesco, sì. Allora, Tizio, tu vorresti fare come negli hentai giapponesi, bloccare il tempo e fare il zozzosiello. Vorresti fare il manziere di Perugia. Così t'ho dato anche il nome d'arte. Ora, se non è come dico io, dimmi perché vuoi quel potere. Volevo dire a Tizio che i veri supereroi si possono ottenere solo con il duro lavoro. Se avesse visto certi atleti lavorare in palestra, capireste il perché. Anche, ecco, lo sapevo. Pierluigi, guarda, non parliamo di atleti e cose varie perché mi fai scattare l'embolo. Proprio mi parte la rabbia, mi incazzo. Sei a posto per tutta la vita, soldi li crei, cibo lo crei, stai a posto. Limited edition di Dragon Ball Sparking Zero da regalare a Francesco, fatto. Allora, qualche altra notizia interessante è uscita ultimamente su giochi e quant'altro, che oggi non ho seguito proprio niente, vi dico la verità. Sono stato un pochino occupato. Allora, aspettate, andiamo a vedere che si dice. Vediamo che si dice a Rivombrosa. Allora, aspettate, cambio pure la categoria a sto punto. Grazie a Fabio, non ho sentito il bevi perché mi sono tolto un attimo la cuffietta. Aspetta, cambio la categoria su Twitch per sicurezza così non abbiamo problemi. E l'altro horror ce lo possiamo tenere pure per domani. Vabbè, Pierluigi, lui già adesso che ha avuto il nuovo lavoro ed è mega direttore generale della Hyper Metrol Chimica associata con Microsoft e Francesco è il braccio destro del CEO di Microsoft, lui sta puntando ad arrivare a quello. Solo che essendosi reso conto che non ha superpoteri, sta usando l'altra via. Per Luigi, io ci pensavo un paio di giorni fa, per me i soldi, il valore che hanno adesso nella società moderna, per tutto quello che si è andato a generare, soprattutto a causa dei soldi, secondo me noi del denaro non abbiamo capito un cazzo di niente, ma da mo'. No, il potere di stoppare il tempo, assolutamente sì, sarebbe figo. Ma ripeto, con il potere di creare, di certo non crei soldi. Però, Francese, ti viene voglia di andare in un ristorante, ti devi generare due soldi per pagare. Il viaggio nel tempo, sì, tizio.
Ho già le date. Devo solo tornare indietro e fermare il me stesso del passato un paio di volte e andrà tutto bene. So i punti precisi dove ho sbagliato. Devo andare soltanto lì. No, tizio. Controllare l'età. A che punto sei con One Piece, tizio? Stop del tempo ti fotte tutti. Sì, che effettivamente pure se è una situazione di pericolo, tu fermi e via. Vabbè, ma credo che ogni potere, se lo sfrutti al meglio, lo puoi adattare e riesci ad ottenere tutto. Pure con quello che ho detto io nel portale. Ne creo uno adesso qui, metto la manina e prendo. Francesco, non ti permettere di dire qualcosa di negativo su One Piece. Mai più, mai più di nominare il One Piece. Ecco, attento a quello che dici. No, quello mo stanno arrivando le risposte. Tu lo vuoi mandare a fare in culo? Fallo scrivere per l'amor di Dio. Ho visto l'ultimo capitolo. Ecco, tizio, come la vogliamo mettere a nome adesso? Voi state parlando di poteri irrealizzabili e con molti casotti, mentre teoricamente se sei davvero bravo puoi creare quanti... Ah, no, no, Pierluigi, il concetto quello sì, noi visto che stavamo parlando dei supereroi eccetera, intendevamo in quell'ottica lì. Ma di certo ci sono i mezzi tutt'oggi per essere dei supereroi e riuscire ad ottenere cose, soprattutto i soldi, anche in quel modo lì, eh. Che risposte stare... Allora, Francesco, un conto è si intuivano, un conto è che sono certezze, certezze. Quindi stanno arrivando, l'arco narrativo questo qua è finito. Tu sei all'ultimo, ultimo, Francesco, aspetta, aspetta, a che capitolo sei? No, dimmi a che capitolo sei però. Bonnie e Damanza anche... Ma io ero sul Discord con Gianmarco mentre leggevo l'ultimo numero. Ho detto non farmi girare la pagina e succede quello perché si era capito. Ho detto dai, l'ultimo uscito. Ok, Francesco, allora. Ecco, il discorso come ti ho fatto prima. È vero, su ogni prodotto che esce c'è sempre qualcosa contro perché non esiste il prodotto perfetto. Però dai, la storia è appassionante, c'ha i suoi buchi, c'ha i suoi problemi. Però io, non andandomi a leggere tante ciofeche e tante cose che sono uscite negli anni che non mi sono piaciute, io quando leggo One Piece, France, sta dando belle risposte in bei momenti in un certo modo, sta portando la storia verso quello che noi tutti già sappiamo, si stanno iniziando ad unire tutti i puntini. Lui le cose le ha sempre messe là. Ma continua a calare di qua. Guarda, personalmente a me, a parte uno degli ultimi capitoli, quello dove sono bozze letteralmente, e Oda si era scusato, però vabbè, si scusò perché stava seguendo la serie di One Piece su Netflix e mi è piaciuta. E ho detto, vabbè, dai, la qualità dopo tutti gli anni in cui sei stato al primo posto, tutto quello che hai passato, tutto quello che hai messo in mezzo, ci deve stare, però le ultime tavole sono belle, Francesco, dai. Non ho apprezzato molto la scelta di Bonnie, ma... No, tizio, quella cosa è per un motivo. Credimi, non credo sia stata gettata così tanto per. Disegni li lasciamo stare, altrimenti diventa una belva. Vabbè,
Ed quello, su quello sono d'accordo con te. Se paragoniamo i disegni di adesso con le tavole iniziali, ci si può notare alcune cose di diverso. Assolutamente sì. Però a me, io quando vedo One Piece, a me mi interessa la storia. Che a me di tutti questi prodotti multimediali, a me interessa la storia. E visto che sto 20 anni che mi sto aspettando un certo tipo di risposte, io sono in brodo di giuggiole con con gli ultimi volumi. Quella cosa che è stata detta delle profondità, io la dissi ad amici e mi risero in faccia non so quante volte. Adesso le risate come li prendo nelle prossime settimane me le faccio io. Spero solo che possa mantenere quella cosa solo per pochi secondi e non di più. Dipende qual è il collegamento su ciò che in realtà è Joy Boy. Perché tutto il rapporto Bonney, Orso Bartolomeo, Nika e tutto il resto appresso, sento il puzzo lì. Ma poi sembra non riesca più a creare un ritmo che possa essere chiamato da... Ci sono più ballooni in One Piece che in Conan. No, Franci, non ti dicono manco un cazzo di niente. No, 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 no. Ti dico, ok, si poteva dare la storia completa, ma Oda non la dà la storia completa. Però, Franci, se a me, per come ho vissuto io One Piece, se tu dall'inizio dell'opera mi hai sfracannato i coglioni su questi 800 anni di buio che non si sapeva che cazzo era successo, e adesso Vegapunk ha detto qualcosa di importante. Ci sono delle prove concrete. No, Franci, non mi puoi dire che non è stato detto niente. Sì, la cosa bella è quella, perché Tizio, ti ripeto, Francesco ha ragione. Ma che ti dico, quando ti devono spiegare le cose come è tutto streamizzito oppure è tutto una ripetizione? No, no. Credimi, un ritmo diverso da come era all'inizio ce l'ha, ma non è così del tutto sbagliato. Sai da cosa me ne rendo conto, Francesco? Tu vuoi sapere come ho vissuto io One Piece brevemente? Quando per me scendeva la qualità, e per qualità per me si intende se la storia mi prendeva, se tutto quello che era messo in mezzo andava avanti. Ci sono stati momenti di One Piece dove io l'ho letteralmente appeso per mesi, anni. Io tutta l'introduzione di Wano mi mise una tale scoglionatura nei coglioni, non so per quale motivo. Però capì che era uno di quei momenti. Io per evitare di non farmelo piacere, che se me li leggo contro voglia, a me non mi piacciono più dopo, Francesco. L'ho lasciato lì. Ho ricominciato a leggere One Piece quando mi sono arrivati i primi segnali che c'era il Gear 5. Ho detto no, aspettate, devo tornare. Devo un attimo tornare. No, Francesco, tutto quello che è accaduto dall'inizio su Egghead si sta ricollegando fino al finale e l'ultimo volume del manga penso che ne sia la prova, soprattutto col fatto del robottone. Un attimo, fatemi vedere. Giamma.
Ecco qua, fatti il riassunto a Gianmarco. A posto. Mi posso collegare quel cazzo che ti pare, ma se non lo fai a modo e con... Qual è il modo, il ritmo corretto? Dimmi tu come avresti gestito questo Egghead. Francesco, però sai qual è il problema? Fallo vendere, datti un pizzichino sulla... Se hai iniziato la storia, finiscila perché è bella. Ti deve bastare quella. Secondo voi gli astri... Tizio, là sta succedendo la morte. Gli astri di saggezza sono... è il top di gamma. E poi c'è Im che... Là voglio capire un attimo chi si guarda e dice andiamo un attimo Bravo. contro... Andiamo un attimo a fare il telefono. Non mi deve bastare quello, altrimenti non potrò E te lo puoi leggere pure se non ti stanno piacendo le tavole, no? Perché ci perdi tempo a leggere? È quello che sto cercando di farti capire. Se ti dà noia, se ti crea fastidio, però seguilo per la storia, questo era quello che ti dicevo. Per me che anche su queste cose, quando mi vengono a noia, abbandono letteralmente queste cose, e lo sai che so opinione e rompicoglioni, Francesco, ogni settimana, 2 settimane, quando esce, è una festa. Penso che la storia sta andando avanti e finalmente si avranno delle risposte. Vedo le tavole, alcune mi piacciono, alcune no, di alcune me ne lamento. Però tanto che pure me la prendo, oramai le hanno stampate, Francesco. E allora lascialo stare per un po'. Aspetta che si cumuli un po' di trama, perché la trama, per come c'ha alcuni, è un Luna Park di emozioni. Fatti caricare un pochino di materiale e poi te lo vai a recuperare. Stanno andando in cerchio in maniera vergognosa. Sì, France, è per la mia teoria della storia di cui parlai con Andrea l'altra Sì. volta, deve obbligatoriamente andare così. Fino a che Oda non la smette di cazzeggiare e di scrivere merda One Piece se lo posso... No, Francesco, dai. Francesco, allora quando riandremo a Tokyo insieme, faremo pace nel Mugiwara Shop, dai. No, no, ma io ho piena fiducia. Piena fiducia. Io decido di... Io decido di seguire un'opera per 20 anni perché mi prende oramai la trama, mi ha preso. Però abbandono pure un film dopo 5 minuti perché se vedo che a me non soddisfa, in 5 minuti mi fai 800 merdate, ma cose proprio palesi. No, dopo 5 minuti no. Io ho piena fiducia di Oda e anche di Francesco. 5 anni per Wano e ci sono sì o no 4 momenti belli. Io difatti meno male che recuperai il manga, però io quando mi faccio i miei recuperi di One Piece, che ho 3, 400, 500 capitoli del manga, mi trovo i fine settimana, i momenti in cui sono libero, che non c'è lavoro e non c'è niente. E difatti io, vedi, Francesco, io avevo sentito il puzzo per me ne sono tirato dietro, ho fatto pappoliare, 2 giorni, mi sono recuperato tutto Wano. No, solo ribrezzo, no, Francesco. No, dai, se ho da ofobo. Senti, oggigiorno qualcosa è ofobo, Sì, quindi a sto punto. Il problema sarà la prossima isola. No, dai, France, niente ribrezzo. Tranquillità, tranquillità.
Non c'è nulla di quello che ha sempre identificato. Ok, e come lo identificavi tu, One Piece? Sì, ma di fatti, rapportandolo anche a altre opere che hanno fatto fini. Eh? E chiudiamo qui il discorso. Io riesco a vederla con tutti i difetti che ha, e ne ha in alcuni momenti, in altri momenti tira fuori delle tavole della Madocina. Certo. Nell'altra punta, in uno dei capitoli, Oda non è riuscito a completare il tutto. Ci sono le bozze, già, ma non si dovrebbe fare. Però per la fiducia che ho in Oda, per una storia che mi sta. Oh, sto seguendo una storia da più di 20 anni. Non è poco. È uscito il capitolo così. Sì, vabbè, vai avanti con la storia. Il manga esce così, continuerà a uscire così, che mi piaccia oppure no. Tanto, Francesco, quanto cazzo vende l'IP di One Piece? Quello in parte c'è ancora, ma più che altro adesso, secondo me, pure Odait, ma io a sti ragazzi gli sto mettendo punti da tempo in memore. Diamogli un attimo qualche collegamento. Io al finale brucio la special edition del 100° volume. Che perché Vabbè. tematiche profonde, scritte in maniera intelligente, il modo in cui è stata spiegata la storia di Orso Bartolomeo e di tutto quello che ha fatto perché teneva a sua figlia in quel modo, è quello che ha messo in mezzo quanto si sia sacrificato, ben sapendo quello che in realtà c'è dietro il governo mondiale per salvare la vita di una Ma persona lui a non cui è teneva. d'accordo. Ma quando mi è d'accordo con me, partiamo dal No, concetto voglio capire base. perché non è No, d'accordo. A me poi. Francesco di base con me non è d'accordo. Ma vabbè, serve sempre Per il diavolo questo ci dentro, vogliamo così. bene. Serve Chi sempre. lo piezza di cornuto? Grande È un diavolo, bell'uomo, Francesco. vero? Esatto, tizio. Vabbè, per idee. Anche perché, per farti capire il ragionamento, io di tutto quello che tu dici te ne do pienamente atto. Io non ti sto venendo contro nel dire stronzo, ho ragione io, seguilo, è bello. No, no, assolutamente no, Francesco. No, te lo pongo su un discorso temporale. Francesco, tu hai visto come a me, ecco, pure piacciono i persona quando faccio, perché mi piace ottimizzare il mio di tempo. Francesco, da qui all'eternità non ti potrò mai dare ragione che io non posso ammettere che ho buttato 20 anni appresso a One Piece. Non te lo potrò mai dire, mai, mai. Quindi esce il volume nuovo del manga, si vede il titolo, si legge, si fa wow, oh, che bello, oh, questo, oh, è successo questo, è successo quell'altro. Si finisce, si ragiona, si ritorna indietro. Si legge, si rivedono tutte le tavole con calma, ti giri i coglioni da un lato e poi vedi un pochino, ragioni meglio sulla scena e dici, però questo sangue dei tuoi defunti, esempio lampante, cosa che continuo a dire, signor Oda, come può pretendere che noi qui, dopo aver visto quello che facevano sull'isola dove tutti i celestiali facevano Hunger Games e uccidevano gli esseri umani così, tu in una scena mi hai lasciato un giovane Orso Bartolomeo senza ancora i poteri di fronte a uno degli astri di saggezza, si gira la pagina, sono ancora vivo, sono salvo. Come cazzo ti sei salvato? Alcune cose potevano essere, però alla fine io non farò altro che aspettare il nuovo capitolo, che alla fine ci arriverà. Che cos'è questo One Piece? Tipo Guzzanti in Boris. Che cos'è il One Piece? È qualcosa di fisico? È un qualcosa che tocchi? Che cos'è? Voglio One sapere quello. Piece sei tu. Voglio. Francesco, in quella situazione lì, talmente rilassato, io voglio sapere cos'è quello. Tutto il resto non mi interessa. Se-
Sì, difatti, ragazzi, difetti ce ne sono e ce ne saranno. Il One Piece è tizio. Sì. Tizio, ci sei tu alla fine. Tizio, non finire mai perché se poi ti ottengo, poi finisce e non ti posso ottenere più. Lost Valley di qua, Lost Valley di là, ti fanno vedere le stesse scene. Sì, è stata una merda. Hanno gestito alcune cose una merda in quella situazione, e te lo dico tranquillamente, sono d'accordo con te. A me qualcuno mi deve rispondere prima che io tiro le cuoia. Che cos'è il One Piece? Io voglio sapere quello. Tu hai visto come in ogni cosa a me piace sapere, devo sapere. Non lo so perché sono così, sono rompicoglioni. Però c'è un'opera che io seguo da 20 anni e il titolo è il nome dell'oggetto chiave che può risolvere tutti i cazzi che stanno succedendo là. Io devo sapere cos'è quella cosa. Devo passare per capitoli che mi piaceranno di più o di meno. Sì, Francesco, sì, 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 Vabbè, almeno tu puoi ancora sì, andiamo tutti sperare su Raftel. in un finale per la tua Che opera. poi per me non è andiamo su Raftel, ma giù Raftel. Va bene, lasciamo A perdere. Rapture. No, lasciamo perdere, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Assolutamente, Francesco, questa è una cosa che di Oda, soprattutto all'inizio, e adesso si sta notando più su alcuni fattori e meno su altri. Oda butta le cose, si prende i suoi tempi, però poi le spiega. E visto che è palese che voglia spiegare tutto, tutte le cose importanti che servono a capire vari schieramenti, varie situazioni, e questo e quello e quell'altro. Io... Le risposte stanno arrivando pian no, no, piano. quello sì. Oda Io dovrà darcele vorrei tutte. solo ricordare a Oda che l'aspettativa di vita dei mangaka non è rosea come una volta, Ora. da quello che si evince anche al giorno d'oggi. Sì, France. Comunque mettiamoci pure un attimo nei panni di Oda. Solo per un istante. A parte Doctor Who, che è una serie molto longeva, ma sia come anime o altro, perché possono esserci pure titoli che io non Sì. conosco. Tenere una serie per 20 anni, Mhm. sempre con questo successo qui, che ci Sì. sono state serie nei vari anni che l'hanno pure superata One Piece. Sì. Però poi dopo un po' One Piece è tornato su. Beh, c'è Beautiful. Vabbè, Beautiful, quella là Però andava forte. è nata prima dell'anno zero. Quelle che noi stiamo Guarda, vedendo sono le una repliche serie adesso. lunga che vede mio padre, per esempio, è Law e Order, che dura Mm. 25 anni. Cioè, se questa è la 25esima Sì, stagione, e va sempre molto sì, molto forte sì. in America e anche in Italia, in realtà. Sì, cala, perché mi metto un attimo nei panni di Oda. Non è difficile. Tu hai capito sulle sue spalle, innanzitutto, quante persone ci mangiano. Quindi già Beautiful ancora fa 100 milioni di spettatori. No, ma Beautiful è ho una roba capito e c'è assurda. il ciclo generazionale che cambia, quindi ci sono Io ancora nuove non ho storie, capito se eccetera, il eccetera. personaggio di Richard Gere è vivo. Vorrei capirlo, che mi manca Richard. Cioè, Anche ci sono molti motivi e molti personaggi che possono piacere a molte certo. persone e possono diventare i loro preferiti. Che se davvero tutti i personaggi sono caratterizzati chi più chi meno. Ragazzi, non è l'opera perfetta, ve l'ho detto prima. Secondo me l'opera perfetta, una cosa perfetta in tutto, ragazzi, può mai uscire. Sinceramente preferisco, soprattutto per il percorso che sta portando avanti One Piece, il discorso di libertà, di cuore, famiglia, affetti, ciurma, eccetera, eccetera. Fino alla fine, tanto oramai ci sono dentro, voglio sapere che cos'è quella cosa. E Dragon Age 2, 10, perché mo siamo arrivati a Dragon Age? perché siamo arrivati Come a... ti è venuto? Ah, Francesco, ma a proposito, il trailer del nuovo Dragon Age, l'hai visto? Cosa ne pensi tu? Per un momento è sembrato France, non è facile fare le cose in un certo modo sempre. Immagina pure i dirigenti giapponesi che sono lì per riempirsi le tascune grosse
Minchia, tizio E che pure tu vogliono far rispettare le scadenze. top 6 opere manga anime preferite. Wow, No. tizio, e qua ci ammassa una vita. È una domanda da inizio serata questa. Ti posso dire che tanto a me il primo posto c'è Dragon Ball, quindi mi basta quello. Allora, Il resto primo no. posto One Piece. Secondo posto ti metto le opere di Junji Ito. Ho risposto su, Renzo. Ho resistito dal vomitare, aveva detto. Bene, Giusto. grazie Francesco. Grazie, Abbiamo avuto la vabbè, stessa sensazione. comprensibile, perché da quello No, che hai non è ragione fuori Dragon prima, Age. No, non è sembra Dragon Age. tutt'altra cosa. Poi io aspetto sempre Sono molto un curioso. attimino Vai, di Francesco, testare con sono curioso mano. di sapere anche la tua. Io onestamente, Vai, vai, è proprio vai, France. difficile. Tanto altri 10 minuti riusciamo a stare. Sì. Opere di Junji Ito, Sì. Dragon Ball. Proprio grossi, grossi che ho seguito. Così. Tutte le opere che trovo quando a volte vado nei vari manga shop, qualche titolo che leggo online, Sì. sto trovando tutta una serie di manga e anime sconosciuti che No, ci sta. pure opere brevi di un paio di capitoli, un po' di thriller, un po' di splatter, un po' di horror, Sì. un po' di mistero. E per ultimo al momento, no, al quinto metto My Hero Academia che ho iniziato da poco. Che cazzo. E al sesto posto l'attacco dei giganti, Ok. Allora, Francesco ha scritto che Sanctuary, ancora devo JoJo, finire. Detective Conan, Rocky Joe e GTO. Vabbè, bei pezza. Conan pure Sì. effettivamente ti capisco. Conan, io ogni tanto vado a controllare la wiki per vedere se ci sono stati aggiornamenti su No, io forse tutto ce il l'ho. mistero, tutto il Ah, clan. io ce l'ho. Dragon Ball, Ok, Uscettora, ok. Full Metal Alchemist, uh, Helsing, Death Note, ma perché è una delle cose con cui ho iniziato, ma fino a metà quando muore L, perché poi dopo non serve. E poi sesto posto, qualcosa che rivedo spesso. Mamma pensare, a livello anime. Bah, Yu-Gi-Oh! Perché è un meme incredibile. E l'anime in realtà, il manga in realtà è molto figo, soprattutto le prime parti. Quelle dove la gente moriva. Allora, Andiamo tizio invece che ha scritto One Piece, Dragon Ball, Berserk, JoJo, Attack on Titan e Naruto. Bello corposo comunque, molto anche variegato. Tante botte soprattutto. beh, GTO, vabbè, lasciamo perdere. 20 Century Boys, vabbè sì sì sì. Lasciamo perdere. Ce ne stanno un bel po', raga, ce n'è per tutti i gusti. Il mondo è bello perché Ma varia. soprattutto gli anime e i manga sono belli perché sono tanti. Io mo ne sto scoprendo anche tanti cinesi, tanti manhwa, che alcuni sono molto tamari, Però, molto fighi. però io ho ragione, Francesco ha torto, io ho il diritto di esprimere la mia opinione e dire che Francesco non segue One Piece per il contenuto, ma soltanto perché vuole far notare che i manga sono giapponesi e a lui non piace il Giappone. Vero, Francesco, bruttissimo vero. messaggio. È venuto in Giappone solo per dire che non gli piaceva. Sì, Vero. io ti vedevo mentre andavi nei negozietti a portare le tue bandierine contro One Piece. Sei stato sgamato, Francesco. Ah, vedi, tu per esempio sei affezionato a Food Wars, che pure era bellino, però per esempio non è il mio Food genere. Wars l'ho letto Food Wars è un paio di sfizioso. giorni fa che mi capitò un video che ne stava parlando. Avevo sentito, ho detto questo Ci sta, però l'ho messo lì. sono quelle cose là che comunque su titoli della stessa tipo a me piace Overlord che oggettivamente è solo mazzate, scottamenti vari, però mi piace, mi gusta, me lo vedo con piacere. No, ma quella è la cosa, cioè No, è vero, l'anime è molto figo, ho visto qualcosa di Food Wars. Ce n'era uno molto figo che era Siamo fatti Promised così, Neverland The mi Promised piacque molto Neverland, pure bello. il manga, non l'anime. Sì, è molto divertente, Francesco Overlord anche perché è D&D, letteralmente.
che tutti i personaggi, il mangaka ha fatto le schede dei personaggi proprio. Quindi sono tutti scritti come PG di D&D con le stats, con le cose. Allora, fatto bene. Molto figo. Molto molto figo. È simpatico, però capire quell'anime là dove c'è il protagonista OP ed No, ma di effettivamente fatti, quanto è tizio, sono uscite belle forte. proprio. L'autrice purtroppo sì, sì. Bello Mobile Suit Gundam, cazzo. Vabbè, Figo. Mobile Suit. Vabbè, ma posso far notare una cosa? Pierluigi sempre sul pezzo, non Posso mi far avete notare una ricordato. cosa? Dica. Vedimo Francesco come stava parlando di cose belle. Ok? O come io ho detto, Promised Neverland cioè, è con me proprio. Va bene, va bene. No, Francesco, va bene, va Legend bene. Galactic Heroes, questo pure l'ho Va sentito. E bene. Scaflone anche questo l'ho sentito, ma non conosco approfonditamente. Sono pure Tanto già risposto Gianmarco per Pierluigi. Pokémon pure, cazzo, il manga di Pokémon all'inizio. Io mi sa che prima o poi mi recupererò Orange Road. Ok, capito. Altre serie che mi sono Che piaciute, è da Berserk e tempo Death che Note. non la vedo. Ecco qua, il conte di Montecristo, raga, clamoroso. È arrivato, vabbè. Quante cazzo di personalità. Vabbè, assurdo. Un grande. No, Death Note sempre figo, fino alla 25esima puntata. Death Note è il manga che ogni tanto, ma ogni 2 o 3 anni, mi metto là e me lo rileggo Io tutto. faccio il rewatch annuale. Non sto scherzando. Ma C'è a il... me stai dicendo? No, forse diceva c'è un manga del Conte di Montecristo. Questa cosa mi manca, se appunto è vera, che non lo sapevo. One Punch Quale, Man, France? pure molto bello. Minchia, secco Io One ho visto Punch. la prima stagione dell'anime e poi mi sono fermato. Mo' esce la nuova, la terza. Ci sta mettendo un po' purtroppo a uscire, ma è molto divertente di Ah, base One ok. Punch. Molto molto figo. I personaggi poi te li ricordi sempre tutti quando li vedi. Cioè tu dici ok, sono loro. Ah, ok, tu sei quello. Ok. Pure se alla fine magari non fanno un cazzo, te li ricordi perché li vedi, cazzo. Dankutsu si chiama, mando il link e ci guardiamo e ce lo guardiamo lo spezzone. Aspetta, Vediamo sto spezzone, manda sto aspetta. link. Dankutsu non avevo idea che esistesse un'opera anime slash manga del conte, tipo Conte di Montecristo. Aspetta, mo Minchia, vediamo questo. Francescone ci illumina. Ehm, posso prenderlo da qui. Francesco, WhatsApp? O lo mandi in chat? Ok, Eccolo qua. allora aspetta. Ah, aspetta. Dobbiamo posare le cuffiette perché sennò non si attiva. Allora, dietro Uh, il tuo bicchiere, Salzi. Ecco qua. Chissà se Luisa risponderà. expert. Allora, Allora, tutto staccato, tutto a posto. Ok. Gonzo, parente di Lezzo. Sì, 6. questo è Alucard di Castlevania. Sì. Vabbè, proprio bravo. Mo succedono i passi. Ecco, appunto. È Bloodborne.
tutto chiaro. Ma che mi sono un attimo perso, perché? Quasi in persona, perché Sì, non a secco. sì, A parte le navi spaziali, non ho capito. ecco, difatti, quello era un esempio. Approfittate. Attenzione, però, cose sono. Minchia. Allora, France, ma già è disponibile, già è uscita, ancora deve uscire? Fammi capire un attimo. È uscito pure un bel po' di anni fa. Chi cazzo lo conosce? Uno dei migliori dei 20 anni che c'è. Ma da dove sei apparso? Io ti devo vedere subito. Sì, ma veramente non c'è. È partito, oggi. Ho avuto paura per un momento, cioè stavamo entrando dentro al... No, Stavamo finendo dentro al Conte di Monte Christ. no, io per sicurezza No, chiudi, il chiudi. gioco horror, quello che ho scaricato prima, io inizio a cancellare la cartella. Metti caso. Metti caso che, ecco qua, a posto. Svuoto anche il cestino, via là e il demone se ne va. A posto. Via, il problema demoni Non c'è più. risolto. Allora, personcine belle. Noi, sì, sono l'1:15 e stacchiamo. Grazie mille che siete rimasti finora. Grazie a tutti. C'è su YouTube in inglese. Sì, il demone della cassetta non potrà nulla contro la mia cassetta di Chuck Norris. Ha ragione. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi. Tizione, un abbraccione. Buonanotte. Mo, voi fate finta che io già abbia chiuso come prima quando avevo la Stream Deck, che il PC non si rompesse, comandi rapidi, eccetera, eccetera. Eccolo qua.